Buongiorno a tutti e benvenuti qui con noi a questo appuntamento di apertura di Ricostruire Virtual Online 2022 e anche EU Industry Weeks per quanto riguarda l'iniziativa della Commissione Europea. Iniziamo direi subito dando la parola al presidente di Longarone Fiere Dolomiti, il dottor Gianangelo Bellati. Presidente, l'audio non si è attivato ancora. Ecco qua, scusate, eccoci qua. Allora, intanto ringrazio tutti coloro che sono presenti, ringrazio i relatori, ringrazio i giornalisti. Voi sapete che questa è un'ulteriore esperienza che Longarone Fiere fa in ambito virtuale. Avete sentito che si parla molto delle fiere virtuali. In realtà non abbiamo sostituito completamente Ricostruire con in questi incontri di oggi e di domani, che sono appunto di carattere virtuale, perché se le imprese vorranno partecipare, avremo la posticipazione della fiera Ricostruire in presenza ad aprile. Quindi la prima fiera che avremo sarà il 19 di marzo in presenza Agrimont. Questa, per la vicinanza all'ondata pandemica, è stata appunto, d'accordo con associazioni e con imprese, posticipata. Questo incontro poi si svolge nell'ambito di questi che sono le cosiddette EU Industry Weeks, cioè le settimane dell'industria europea. Praticamente si tratta di una iniziativa della Commissione che vuole cercare di aiutare il sistema delle imprese insieme con le istituzioni a reagire a quella che è stata la situazione di crisi, e quindi questo incontro ha l'obiettivo proprio di mettere insieme le istanze private, le necessità, le esigenze delle aziende private con quelle che sono le possibilità che possono dare come servizi o come soluzioni le entità pubbliche, e questo incontro quindi verrà poi recuperato, ritrasmesso nell'ambito dell'organizzazione di informazione della Commissione Europea. Vorrei dire che anzitutto non abbiamo per il momento la presenza del presidente Padrin, il quale arriverà un po' più tardi per un impegno importante che aveva, e non è presente, ma ha mandato una lettera che vorrei leggervi, il ministro D'Incà. Anche lui per impegni istituzionali non ce l'ha fatto, e vi leggo quello che lui ci ha scritto. Gentili ospiti, vi ringrazio per avermi invitato all'importante appuntamento dedicato al ruolo della transizione verde e digitale nelle realtà produttive, al quale incontro avrei voluto partecipare con estremo piacere e interesse. Purtroppo, a causa di impegni di governo, non posso essere presente, ma desidero portare a tutti voi i miei saluti e complimentarmi per l'iniziativa. Il PNR rappresenta un'opportunità unica per il rilancio del nostro Paese, è un'occasione per ritrovare fiducia in seguito alla difficile situazione provocata dalla pandemia, grazie alle azioni contenute nel piano e articolate nelle missioni trasversali che hanno l'obiettivo di portare l'Italia verso il futuro. Allo stesso tempo ci troviamo di fronte ad una sfida in grado di ridurre le diversità, aumentando la coesione territoriale, dotando le nostre comunità di nuovi e moderni servizi, rendendo l'intero Paese competitivo e vincente per le prossime generazioni. Un Paese che aveva bisogno di importanti riforme, attese da tempo, che ora stanno vedendo la luce. Un lavoro già iniziato nel 2021, con cambiamenti che miglioreranno la vita dei cittadini. Allo stesso tempo rafforzeranno il tessuto imprenditoriale tramite un migliore rapporto con lo Stato. Parlo per esempio delle riforme della giustizia civile e penale, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle leggi annuali sulla concorrenza e della riforma degli appalti pubblici. Sono interventi finalizzati ad una riduzione dei costi per fare impresa in Italia. Si tratta senza dubbio di un percorso impegnativo e ambizioso che ci permetterà di impiegare nel modo corretto i fondi, mettendo in campo gli strumenti necessari ad affrontare i cambiamenti della nostra società. Nel vostro incontro affrontate tra vari temi quello della transizione green
e della transizione digitale. Sono sfide irrinunciabili su cui il nostro Paese deve farsi trovare pronto e su cui il piano prevede ingenti risorse. Sfide strettamente connesse con il mondo delle imprese, con i cittadini, con i giovani, legate dal comune denominatore della sostenibilità, intesa sia come necessità nei confronti della qualità ambientale, sia come visione e programmazione a lungo termine a vantaggio delle comunità, attraverso opere infrastrutturali utili materiali e immateriali che possano dare vigore anche alle aree interne del Paese. Per vincere questa sfida è indispensabile la collaborazione e il coinvolgimento di tutti, istituzioni, amministrazioni, imprese e comunità. Ricordo che il Governo è al lavoro in stretta sinergia con il Parlamento per garantire il corretto percorso degli interventi di riforma delineati dal piano. Mi preme infine sottolineare quanto il Governo, e in particolare la forza di maggioranza di cui faccio parte, ovvero il Movimento 5 Stelle, abbia voluto coniugare la transizione ecologica con innovazioni in campo costruttivo che hanno permesso un rilancio del settore dell'edilizia attraverso una misura straordinaria come il superbonus al 110% che, secondo le stime, ha portato 150.000 posti di lavoro, 30.000 imprese in 2 anni e, in base agli ultimi dati, ha attivato oltre 107.000 interventi per 18,3 miliardi di euro, quasi 14.000 asseverazioni depositate in Veneto per 1,8 miliardi di investimenti ammessi a direttazione. Dobbiamo continuare a lavorare assieme per affrontare l'importante cambiamento che coinvolge tutti noi. Abbiamo bisogno di un paese più resiliente, produttivo e soprattutto sostenibile, che sappia rivolgersi ai giovani, la nostra più importante risorsa. Il ministro Federico D'Incà. Allora noi ringraziamo appunto il ministro che è sempre molto partecipe agli eventi di questa importante fiera per il nostro territorio. Vorrei dire appunto che è perfettamente in linea quanto lui ha sottolineato la collaborazione pubblico-privato, che è anche l'obiettivo di questi local event, di queste settimane europee che sono sponsorizzate appunto dalla Commissione europea. E vorrei infine, prima di vedere i prossimi interventi, ricordarvi come per la Fiera di Longarone il tema ambiente sia diventato assolutamente fondamentale, un tema preminente che voi conoscete già per come l'abbiamo affrontato all'interno di Fiera Foreste, Boston Nord-Est, ma soprattutto appunto Fiere Festival delle Foreste, ma con ricostruire, appunto non costruire ma ricostruire, vuole essere anche un tema importante proprio collegato con il Green Deal europeo. Ed è per questo, guardando gli interventi che io adesso vorrei presentarvi, noi abbiamo il pomeriggio di oggi, la giornata di domani, che sono così strutturate. Dopo ulteriori interventi di saluto, se appunto ci sarà anche, oltre a Padrin che però interviene dopo, se ci sarà Marco Bussone, presidente UNICEM, abbiamo l'intervento tecnico del dottor Giancarlo Caratti, in rappresentanza della Commissione europea, il quale ci parlerà degli intenti della Commissione europea, il Green Deal, però tutti declinati proprio nei confronti del settore edile, delle costruzioni, perché la influenza che ha il Green Deal in quest'ambito, come vedrete, è molto forte. Poi abbiamo le istanze del territorio, che sono rappresentate soprattutto dal mondo delle associazioni di categoria, che voi sapete sono anche socie in gran parte di questa fiera, con interventi di Massimo Sposato, Fabio Zatta, Paolo De Cian, poi gli aspetti professionali e le opportunità per le amministrazioni, con Innocenzo Megali, Elvise Lucchetta, Ilenia Rento, Franco Frison, e infine le strategie industriali nella filiera del legno, con Giustino Mezzalina di Veneto Agricoltura, Enrico Cancino di Project Corewood e la Human Company, un caso molto interessante di azienda che opera nel settore del turismo ecosostenibile. Domani invece avremo varie relazioni che spiegheranno settori importanti sui rischi nei cantieri, la sicurezza, la cultura aziendale, gli incentivi, la prevenzione dagli infortuni, il corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale, il ruolo dei droni nella prevenzione e la corretta appunto gestione del rischio. Ecco, questo abbiamo cercato di fornire come servizio, come fiera per il territorio, e quindi adesso io direi che è il momento che posso passare la parola appunto
al dottor Giancarlo Caratti, che vorrei particolarmente ringraziare perché è venuto apposta da Bruxelles proprio per essere in presenza qui con noi, anche perché era l'occasione per presentare e far capire come funziona appunto la nostra Fiera di Longarone Dolomiti. Quindi passo la parola Scusami, al dottor ti Caratti. interrompo un attimo perché è arrivato, ecco, il presidente UNCEM Marco Bussone, e quindi da scaletta darei la parola al presidente Marco Bussone, che in questi, devo dire, in questi giorni, ma anche settimane, ma anche mesi, è stato particolarmente attivo su tante tematiche che sono oggetto proprio di questo convegno, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle varie iniziative che sono state avviate in tal senso, ma anche di sostenibilità, ambiente e Green Deal. Do la parola al dottor Marco Bussone. Grazie, il mio è un saluto, un ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa che, come avete detto, anticipa un'iniziativa importante di Longarone Fiere in presenza, che proverà a mettere al centro dello sviluppo del paese le peculiarità dei territori montani rispetto ai temi che oggi portate all'attenzione non solo delle datoriali, ma anche delle organizzazioni politiche e istituzionali come UNCEM, insieme al presidente di UNCEM Veneto Ennio Vigne. Su questi temi in particolare di oggi, come è stato detto, abbiamo voluto porre un'attenzione per dire che i comuni, gli amministratori, i sindaci su questi temi non possono rimanere spettatori, o che comunque devono improntare la loro azione in un nuovo approccio culturale, che è quello che la Presidente Ursula von der Leyen, verrà detto probabilmente più tardi, è quello che ha permesso di impostare all'interno del Green New Deal europeo non solo un piano Next Generation EU declinato dai vari paesi, ma anche un nuovo Bauhaus per rimettere al centro un sistema di costruito e di spazi, di luoghi che crescono all'interno di un percorso del tutto diverso dal passato. La complementarietà e l'interconnessione delle comunità che abbiamo riscoperto con la pandemia ha imposto una riflessione acuta rispetto a quelli che sono gli spazi del vivere e del vivere insieme. I nostri paesi, i nostri borghi, parola abusata che io vorrei quasi togliere dal vocabolario perché l'abbiamo declinata troppo male, con troppa retorica nell'ultimo periodo, però i nostri paesi hanno offerto una serie di soluzioni diverse rispetto alle aree urbane. Le nostre valli, se penso anche in particolare alle valli bellunesi, all'intera montagna veneta, ha saputo ragionare su questi temi in maniera diversa. E noi la sostenibilità, il green, l'essere green community, come ci chiede anche il PNRR, ce l'abbiamo già all'interno dei nostri percorsi. Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Il New Bauhaus che ha posto la Presidente von der Leyen in più di un'occasione, su cui ha montato anche una serie di iniziative della Commissione, del Parlamento, io credo che sia uno strumento, uno stimolo per ripensare i modelli di organizzazione urbanistica dei nostri territori, ripensare come il costruito non diventa soltanto luogo dove offriamo qualche servizio, dove viviamo, ma il benessere all'interno degli spazi diventa essenziale. L'uso dei materiali, la scelta dei materiali che siano realmente capaci di garantire un benessere, non soltanto finalizzati a diminuire un consumo energetico che abbiamo capito ancora negli ultimi mesi quanto sia stato decisivo in passato e quanto sarà ancora, ma anche la scelta di materiali che consentano un benessere e una salute migliore all'interno degli spazi che viviamo, in una qualità, ce lo ricordano gli ordini degli architetti, ce lo ricorda l'Istituto d'Architettura Montana, la qualità del costruito non è un residuale elemento che mettiamo per caso all'interno delle progettazioni e delle realizzazioni, ma è essenza stessa di un nuovo modello di vita e di spazi che abbiamo nei territori. Io in questa parola chiudo, in questo ricostruire, ci vedo un nuovo umanesimo, ci vedo una nuova capacità di dire che non siamo qui soltanto a cercare tecnicismi e a cercare soluzioni tecniche. Quando la Presidente, che cito ancora, ribadiva che il Green New Deal non è una questione che va oltre l'uomo, ma che vede l'uomo e le comunità al centro, diceva quello che noi, come comunità che vivono sui territori dei nostri paesi, diciamo da sempre.
E l'interconnessione, i nostri legami, l'essere stesso comunità è quel ricostruire di cui abbiamo bisogno, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie alle risorse del FESR e di altri programmi che le regioni, piuttosto che lo Stato italiano, d'intesa con Bruxelles, imposteranno. Grazie di cuore, ci vediamo prestissimo a Longarone per proseguire il lavoro. Grazie mille al Presidente Bussone che ci segue sempre, che segue sempre con attenzione la nostra fiera, il nostro territorio, e quindi un doppio grazie. E adesso appunto la parola al dottor Caratti, vediamo se riusciamo a avere anche le slide che ci vuole far vedere. Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, mi presento, mi chiamo Giancarlo Caratti, sono ingegnere meccanico, da 35 anni lavoro in commissione, sono nella direzione del centro di ricerca che ha inventato la New Bauhaus, quindi mi fa molto piacere le parole del Presidente Bussone, perché ci siamo scervellati per cercare di capire appunto che tipo di impostazione dare, esattamente quello che ha detto, quindi cercare proprio di dare un nuovo impeto, una nuova riflessione su quello che è lo spazio in cui dobbiamo vivere nel futuro dell'Europa. Comunque oggi vi darò una breve presentazione di quelle che sono le azioni nell'ambito del Green Deal che la Commissione ha già messo in pratica e sta ancora mettendo in pratica per il settore delle costruzioni, che è soprattutto per le costruzioni in ambito montano, che è il tema principale del convegno di oggi. Mi devo veramente congratulare con il mio amico e collega Gianangelo Bellati, perché il programma è veramente straordinario. Purtroppo non posso venire domani perché trovo che proprio l'organizzazione dell'agenda segue veramente una logica molto perfetta e anche molto pratica, quindi come ingegnere apprezzo molto questo tipo di... Adesso vi faccio vedere le mie slides, un attimo solo che devo fare una condivisione. Allora, ci siamo. Non è questa. Questa qua. Sì. Sì, va bene. Ecco, riuscite a vedere tutti? Credo di sì. Perfetto. Allora, dunque, proprio per seguire l'intervento del Presidente Bussone, iniziamo con quello che ha detto la mia Presidente, la dottoressa von der Leyen. Praticamente il Green Deal segue un cambio generazionale. Io con i miei figli, ho 3 figli maschi, e li chiedo, come fate voi avete bisogno di avere una bella macchina, portare le ragazze in un bel ristorante? E loro mi rispondono, no, oggi devi andare in tram e devi portarle a un ristorante vegano e non devi assolutamente invitarle. Quindi c'è stato un cambio generazionale in cui i giovani si rendono conto che l'ambiente e forse l'ambiente, tutto ciò che è intorno, è una delle risorse principali che dobbiamo difendere e dobbiamo promuovere. Non era così nella mia generazione, era certamente più nella generazione dei miei genitori. Quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio è essere i primi a capire l'importanza dell'ambiente, di integrare l'ambiente nella nostra dimensione sociale e industriale, difendendo i nostri beni, in particolare le nostre foreste, che sono appunto ciò che caratterizza principalmente l'ambiente urbano. Allora, quali sono i settori su cui il Green Deal, come viene chiamato, si concentra? Sono quei settori che sono principalmente produttori di gas di serra, e quindi sono il settore dei trasporti, l'energia, l'agricoltura e gli edifici e l'industria. L'obiettivo è quello di arrivare al 2050 con una neutralità, diciamo, emissioni zero, quindi emissioni rispetto a cattura zero, ma nel 2030 si è fissato un ulteriore obiettivo di arrivare al 55% delle emissioni che vanno prodotto nel 1990. Allora, la particolarità del Green Deal è che è un programma integrato e olistico, nel senso che ci sono veramente
direi che qui ne presento solamente le più importanti, quindi ci sono quasi praticamente tutti i settori della Commissione sono stati mobilizzati per focalizzare le loro politiche sul Green Deal, quindi sulla cosiddetta transizione verde, che passa però anche dalla transizione digitale, perché con il digitale si può risparmiare energia. Quindi abbiamo in rosso segnato quelle che sono più interessanti per il settore delle costruzioni, quindi c'è una nuova strategia industriale che è stata approvata 2 anni fa, c'è un piano d'azione per l'economia circolare, c'è una nuova strategia per le foreste e poi ci sono delle azioni che oltre diciamo, a quelle di ricerca e di innovazione come la New Bauhaus sono particolarmente destinate al settore dell'edilizia. Ora entro un po' più nel dettaglio in queste azioni per darvi un po' più di informazioni. Allora, le risorse, come abbiamo anche ascoltato dalla lettera del Ministro, sono mai state così elevate. Cioè, la Commissione europea ha messo sul tavolo nell'ambito del 90% del Next Generation EU, che è di 750 miliardi di euro, saranno destinati al piano di ripresa e resilienza, che ha 6 missioni, quindi digitalizzazione, rivoluzione verde, transizione ecologica, mobilità, ricerca e coesione e salute. Queste sono le 6 missioni su cui in generale no, il piano di resilienza e recupero e resilienza si sta concentrando, e non so se avete notato i nostri ministeri stanno ogni giorno escono bandi per miliardi di euro, quindi è un momento molto intenso in cui credo che tutti noi dobbiamo veramente fare il possibile per cercare di partecipare a questi bandi, perché noi dobbiamo anche spendere come Italia un notevole, diciamo, notevole entità entro il 2024 in modo tale da poter confermare che siamo in grado di poter attuare il PNRR. Di questi progetti il 37% in generale deve essere green e almeno il 20% digitale e il 40% è per la coesione dedicata al mezzogiorno. Questi sono gli obiettivi di massima del PNR. Allora passiamo adesso all'industria, l'industria delle costruzioni. Adesso vi do un po' di statistiche su quello che è l'industria a livello europeo. È un settore chiave, indubbiamente, c'è una grande unità nei miei colleghi, si chiama DG Grow, che è la direzione generale, cioè il Ministero che segue l'industria, con 50 persone che seguono queste attività. Quindi è più o meno il 10%, un po' come tra il 9 e il 10% del prodotto interno lordo dell'Europa. Un commercio estero che vale 100 miliardi di euro, 3 milioni di aziende, di cui il 90% sono, più del 90% sono piccole e medie imprese, 20 milioni di posti di lavoro. Quindi questo dà un'idea dell'importanza dell'industria delle costruzioni in Europa e quindi anche dell'importanza che noi della Commissione diamo a questa industria. A fronte, diciamo, di questa importanza, però bisogna dire che c'è il 40% del consumo energetico è nell'industria delle costruzioni, come il 36% delle emissioni di gas di serra, il 50% del... Ecco, il 50% del consumo di materie prime, il 33% dei rifiuti sono generati nell'industria europea e il 33% di acqua dolce utilizzata è nella settore. Quindi questa industria è un'industria che ha molto potenziale anche per ridurre i consumi non solo di energia ma anche di materie prime, di acqua, quindi migliorare soprattutto attraverso la riutilizzazione dei rifiuti
la cosiddetta economia circolare. Quali sono gli obiettivi di questa unità e quindi diciamo del lavoro che stanno facendo i miei colleghi riguardo all'industria delle costruzioni? Dunque, una delle principali attività è, voi conoscete probabilmente la regulation sulla construction products, che sono diciamo, tutti i prodotti da costruzione devono essere convalidati, devono avere quello che si chiama il bollino CE, che viene dato dalla Commissione europea dopo un parere dei comitati di normalizzazione. Questo serve non solo a assicurarci della sicurezza e della qualità dei prodotti, ma anche a fare in modo che il mercato interno funzioni, perché se tutti avessero delle certificazioni diverse, poi non avremo dei problemi anche per poter spostare un prodotto da un paese all'altro. Poi ci sono i codici di costruzione, ci sono 10 eurocodici, voi certamente li conoscete. Io ho seguito particolarmente l'Eurocodice 8 perché la mia organizzazione, il Joint Research Center, che sta a Ispra, è responsabile per l'Eurocodice 8 per tutto ciò che riguarda la sicurezza sismica. Quindi sono dei codici che vengono utilizzati correntemente. Poi altre due attività sono le direttive sugli appalti pubblici e la direttiva sui servizi del mercato interno. Queste sono le attività che seguono in particolare l'unità delle costruzioni della Commissione. Allora, passiamo adesso ai temi un po' più nel dettaglio. L'economia circolare. Abbiamo fatto prima una comunicazione sull'opportunità e l'efficienza dell'uso delle risorse nel settore edilizio. Se non l'avete, basta diciamo, fare su Google e trovate i testi. E poi c'è un pacchetto sull'economia circolare che contiene diverse attività diciamo, di legislazione, direttive e altro. E cosa ci siamo accorti? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di arrivare al 70% del recupero del materiale di costruzione e di demolizione. Non ci siamo ancora quindi crediamo che sia necessario costruire altre 3.000 strutture per il riciclo e recupero del cosiddetto CDW, che è Construction Demolition Waste, per arrivare a questo obiettivo. Poi abbiamo sviluppato anche un protocollo sulla gestione dei rifiuti e anche delle linee guida per gli audit sui rifiuti della ristrutturazione e predemolizione. Ma forse diciamo uno soprattutto per la montagna, uno delle direttive più importanti, cioè della comunicazione più importante, è quella che è stata decisa dalla Commissione l'anno scorso, 2 anni fa, nel 2020, che riguarda la cosiddetta EU Renovation Wave Strategy, cioè la strategia dell'onda di rinnovazione di rinnovo degli edifici. Ci siamo accorti che ci sono 220 milioni di immobili nell'Unione Europea che sono stati costruiti prima del 2001. Questi consumano il 40% dei gas di serra, dell'energia, il 36% del serra, come dicevamo prima, e la maggior parte quindi non è efficiente sotto il profilo energetico. Solo l'1% in media del parco degli edifici subisce delle ristrutturazioni energetiche all'anno. Quindi qual è l'obiettivo della Commissione? Raddoppiare questo tasso, quindi dall'1% per al 2%, quindi significa che entro il 2030 devono arrivare 35.000 edifici, ridurre i consumi del 60% nel 2030, e questo porterebbe alla creazione di 160.000 posti di lavoro. Come si fa questo? Rafforzando l'informazione, la certezza, garantire finanziamenti adeguati e ben mirati, come ad esempio il super bonus, rientra perfettamente in questo tipo in questa comunicazione,
promuovere interventi di ristrutturazione completa, ma anche integrando altri aspetti e la domotica, anche l'intelligenza, quindi gli aspetti, diciamo, di microprocessori ed altro, e soprattutto anche utilizzare delle strutture che siano sostenibili e basate sulla natura, il cosiddetto vernacular engineering, architecture, in modo tale che, che si integrano proprio col territorio anche dal punto di vista estetico, promuovendo l'uso delle energie rinnovabili. Ora, vorrei chiudere la mia presentazione facendo un riferimento a ciò che io credo sia un'importante azione che la Commissione ha iniziato 5 anni fa o 6 anni fa, la creazione di cosiddette macro aree regionali. Queste macro aree regionali nascono dalla considerazione che l'integrazione già esiste in regioni che hanno problemi simili, e ci sono 5 aree che sono state definite, una delle quali, l'ultima, è l'area alpina. Ci sono molte collaborazioni, per esempio, tra l'Austria e Brunico e Bolzano, come sono molte collaborazioni anche tra la Val d'Aosta e la regione del Rhône-Alpes. Quindi l'idea è quella di creare, di utilizzare, puntando su queste collaborazioni esistenti, quindi di armonizzare, di cercare di fare delle azioni in collaborazione nell'ambito macro-regionale. Diciamo, la cosa interessante è che quest'anno l'Italia è presidente dell'EUSALP, e sono in particolare le regioni di Bolzano e Trenta, le città di Bolzano e Trenta, quindi questo è qualcosa che sicuramente può essere di interesse a voi, e vi consiglio appunto di vedere il loro sito web e di cercare di capire se ci sono anche delle possibilità di collaborazione. Come vedete, per chiudere, non vorrei spaventarvi, ma ogni DG, ogni ministero ha degli obiettivi di Green Deal, e tutto deve convergere appunto per cercare di rendere la vita delle persone nel built environment, cioè nell'ambiente costruito, più gradevole, più verde, più digitale e più che rappresenta il futuro. Quindi io finirei qui il mio intervento, ripasso la parola al dottor Bellati e vi ringrazio molto dell'ascolto. Mille grazie al dottor Caratti, grazie per il suo intervento che ha dato anche uno sguardo d'insieme della politica delle diverse direzioni generali della Commissione, e credo che questo sia di grande utilità per noi, per capire bene il funzionamento. Lascio adesso la parola a Franz Zanne, che coordina la riunione di interventi seguenti. No? Franz non c'è. Attendete solo un attimo, eccolo qua. Bene, grazie al dottor Caratti per il suo intervento. Mi segnala adesso, vedo che c'è collegato qui il direttore di APCN a Belluno, Christian Sacchette, e quindi darei la parola a lui intanto, perché ovviamente mi diceva che forse non riusciva a intervenire il presidente Massimo Sposato, che era previsto, e quindi niente, per quanto riguarda adesso la seconda parte di questo tavolo tecnico, parliamo appunto con le associazioni di categoria del territorio, e quindi darei come primo incipit la parola appunto al direttore di APCN a Belluno, Christian Sacchette. A te la parola, Christian. Grazie Franz, buongiorno a tutti. Io intanto porto i saluti e le scuse del Presidente che è in treno a Roma, sta rientrando, purtroppo ha avuto un contrattempo e ha difficoltà nel collegamento, per cui mi ha pregato di fare l'intervento al posto suo. Ecco, io saluto ancora tutti, ringrazio il Presidente Bellati e l'Ente Fiera per aver voluto organizzare questo evento
che è un momento quanto mai utile per confrontarsi direttamente anche con i rappresentanti delle istituzioni europee. Devo fare necessariamente una premessa per introdurre quelle che sono le nostre considerazioni, le nostre istanze, una premessa che riprende un po' anche l'intervento del dottor Carati, no? Che vuole essere comunque un punto di partenza, per quanto insomma poi dirò nel mio intervento, e che vuole sottolineare le iniziative che come associazione, iniziative ovviamente europee, che come associazione apprezziamo, perché dal nostro punto di vista vanno insomma nella giusta direzione, no? Il dottor Carati l'ha espresso molto bene nella sua presentazione. L'Unione Europea sta facendo molto sul tema della transizione ecologica, scegliendo fermamente la strada della sostenibilità, ormai da decenni direi, e raggiungendo anche traguardi importanti che oggi sono resi ancora più ambiziosi dal nuovo Green Deal europeo, che come abbiamo sentito ci porterà nel 2050 a emissioni zero. Il corposo piano d'azione con le strategie in materia di biodiversità, di economia circolare, di inquinamento zero, di mobilità sostenibile, eccetera, è perseguito con uno stanziamento di risorse, direi senza precedenti, per sostenere questa transazione, sia attraverso, abbiamo visto, il Next Generation EU, sia che destina, ricordiamo, il 37% della spesa alla transizione verde, sia attraverso il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, e anche attraverso la costante attenzione alla finanza sostenibile e allo sblocco degli investimenti privati. Cose altrettanto apprezzabili: da un lato l'obiettivo di destinare il 35% di finanziamenti per la ricerca e innovazione in investimenti verdi nell'ambito di Orizzonte Europa, dall'altro direi i partenariati e le missioni del programma, che offrono comunque risorse necessarie per forgiare soluzioni sostenibili e innovativi per la transizione. Perché il programma Orizzonte Europa sostiene fortemente le piccole e medie imprese che noi rappresentiamo, in particolare start-up e spin-out, stimolandole di fatto a sviluppare e ampliare innovazioni, potremmo dire anche rivoluzionarie. Ecco. Questa premessa si è resa necessaria per sottolineare come veramente le risorse a disposizione dal nostro punto di vista saranno ingenti, e come ci sia la necessità, prima di ogni altra considerazione di qualsivoglia natura, di un coordinamento e di uno sviluppo complessivo che vada oltre anche il nostro ambito territoriale. Ecco, su questo il dottor Carati faceva l'esempio di EUSALP e quanto mai calzante. Ecco, io riprenderei adesso brevemente, per non rubare spazio anche agli altri, un po' riprendo le parole chiave del titolo dell'incontro di oggi e del programma di questi 2 giorni, per evidenziare brevemente quelle che sono, dal nostro punto di vista, le esigenze per il nostro territorio, che diventano, secondo noi, i dirimenti per il futuro, sia in termini di preservare le imprese e la società del nostro territorio, sia per imboccare quella giusta traiettoria di sviluppo che argini quei fenomeni che stanno, direi, inesorabilmente erodendo le nostre terre, primi tra tutti lo spopolamento, ma più in generale, direi, per quel che ci riguarda, per le imprese che rappresentiamo, insomma, la mancanza di attrattività imprenditoriale. Ecco, le prime 2 parole del programma su cui mi soffermerei sono sostenibilità e risparmio energetico. Per il bellunese e le terre di montagna sono parole che non possono prescindere da un'attenzione particolare, lo diceva anche il dottor Mussone, sono insite nei nostri valori, nella nostra cultura, poi tra l'altro. Ecco, il tema dell'energia, in particolar modo, ad esempio, che è di triste e stretta attualità per tutti in questo periodo, è uno dei temi. A tal proposito, dal nostro punto di vista, lo sviluppo di comunità energetiche e la loro valorizzazione rappresentano
una risposta concreta alla sostenibilità, sia nella sua accezione ambientale, perché sia nella sua accezione ambientale, sia nella sua accezione invece sociale, perché permetterebbero quei saving di costo che possono manifestare, ad esempio, nel mantenimento occupazionale. Ecco, queste forme di associazione, di unione, di coordinamento, ricordiamo tra l'altro in questo caso sia tra privati che pubblici, insomma, ecco, in cui i singoli produttori diventano e consumatori possono condividere energia tra loro, ecco, crediamo che debbano continuare a trovare il necessario supporto e sostegno economico. Si accennava poi al PNRR, ancora in tema di efficienza energetica, prevede corposi incentivi fiscali per incrementare l'efficienza energetica degli edifici. Noi l'abbiamo visto in Italia col potenziamento del superbonus 110% e l'investimento in nuovi programmi di riqualificazione degli edifici pubblici. Quindi un grande impulso è stato dato in questo senso. Sebbene sia un piano normativo, dobbiamo dirlo, in continua evoluzione, con decine e decine di cambi di contenuto che sicuramente non hanno agevolato la piccola e media impresa. Ecco, anche in questo senso crediamo servano azioni normative snelle, chiare, efficaci, consapevoli che è un tema principalmente italiano, ma che di riflesso ha una sua importanza e debba trovare una risposta anche a livello europeo. Non condividiamo poi, per ovvie ragioni, il susseguirsi anche nel caso del superbonus di cui stavamo parlando, di questi incentivi a singhiozzo rinnovati di anno in anno o poco più, che di fatto comportano tutta una serie di conseguenze, di squilibri di mercato, aumento di costi di prezzi e quant'altro, servirebbero evidentemente politiche di medio-lungo termine che consentano programmazioni efficaci. Insomma, queste cose hanno un carattere generale, ma evidentemente hanno un peso importantissimo sul nostro territorio. Come importantissimo è un altro tema su cui in Italia siamo, insomma, direi discretamente indietro, e il fatto che per le piccole e medie imprese da un decennio non sono incentivate le rinnovabili. Quindi servono azioni convinte anche in questo senso e una politica europea di maggior coordinamento sullo sviluppo complessivo delle rinnovabili. Tra l'altro comunque già prevista nel nuovo quadro strategico, per cui la direzione assolutamente anche qui è quella giusta, però va portata a terra convintamente. Per quanto riguarda poi sempre il tema di sostenibilità, la sostenibilità sociale, evidentemente qui deve trovare implementazione in politiche di welfare territoriale che siano adeguatamente supportate. Anche qui probabilmente poco può fare forse qui l'Unione Europea, perché è più demandata agli stati, al nostro governo questo aspetto, ma la considerazione è che vivere e fare imprese in montagna significa fare i conti con costi anche dei servizi primari decisamente maggiori, fossimo anche fuori dall'attuale congiuntura energetica. Ecco, questi motivi e un indice di invecchiamento della popolazione che corre più dell'indice di invecchiamento della popolazione a livello europeo, evidentemente devono trovare delle soluzioni di welfare, ma anche di investimento in attrattività del territorio, attrattività nel fare impresa. E qui mi ricollego a quello che dicevo prima riguardo Orizzonte Europa, che è un programma che comunque insomma, crediamo vada anche questo nella giusta direzione nel sostegno alle PMI, anche quelle del Bellunese. Queste considerazioni declinate e puntualizzate in maniera approfondita, tra l'altro, hanno trovato spazio in un documento che è stato anche condiviso, un protocollo d'intesa di fatto di rappresentanti delle zone montuose del Veneto, che si chiama Montagna 2020, che anche la nostra associazione ha sottoscritto. Per tornare sulle azioni previste dalla strategia europea, che ci elencava anche il dottor Caratti, evidenzierei anche l'azione rivolta a rafforzare l'autonomia industriale strategica dell'Europa per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime essenziali.
mediante il piano di azione proprio per le materie prime essenziali e dipendenze strategiche. Questo è un tema cruciale, tra l'altro anche questo di strettissima attualità per le imprese anche del bellunese, delicato direi quanto la dipendenza da materiali semilavorati e componentistica, in cui ancora una volta sottolineiamo come serva anche in questo caso, servono azioni convinte, azioni di politica industriale, e rimarchiamo anche in questo caso un coordinamento, il coordinamento insomma su queste azioni. E a questo proposito mi verrebbe da sottolineare la necessità anche di attenzione e rilancio verso quella che è la filiera del legno, a noi tanto cara come territorio, che necessita di politiche enormi di indirizzo che in primis prevedano uno sviluppo strategico a livello nazionale, ma che, nostro modo di vedere, poi si contestualizzino in un più ampio indirizzo di valorizzazione europea. Velocemente, le altre due parole su cui si basa il titolo è edilizia, evidentemente siamo nella fiera dell'edilizia, e sicurezza, e ecco, una prima riflessione da farsi sicuramente per quanto riguarda l'edilizia è la necessità di una codificazione delle imprese del settore delle costruzioni. L'abbiamo visto anche con le recenti frodi relative ai bonus edilizi, che sono principalmente perpetrate poi da nuove imprese non qualificate, mettono in evidenza quello che è un tema annoso per la nostra associazione, confederazione, CNA, sia a livello italiano che europeo, quindi la necessità di una norma di accesso alla professione edile. Più volte come CNA e Appia abbiamo sostenuto questa istanza, non abbiamo trovato riscontro ad oggi. È comunque un tema che potrebbe, a livello nazionale, è comunque un tema che potrebbe trovare normazione a livello europeo, come su molti altri settori, come ad esempio l'autotrasporto di cui si accennava prima. È indubbio, dal mio punto di vista, che qualificare significherebbe garantire anche, visto che l'altra parola di cui parliamo è sicurezza, garantire standard di prevenzione e sicurezza molto elevati fin dall'avvio di un'impresa, certificati da requisiti di esperienza e formazione. Una mancanza poi ormai strutturale, secondo me prossima alla cronicità, è quella della manodopera in questo settore e della disaffezione, anche se vogliamo, dei giovani verso l'edilizia. È un tema anch'esso che è stato recentemente accennato, anche questo principalmente italiano, ma non solo, dove anche in questo caso una qualificazione darebbe, secondo noi, un accesso qualificato al settore darebbe, secondo noi, maggiori possibilità di avvicinamento di giovani. Facendo un passo un attimo indietro, tornando alla questione della programmazione verso un territorio sostenibile, e quindi prendendo consapevolezza della limitazione delle risorse, da qui nascono le premesse, a mio modo di vedere, per capire la necessità di dover passare da un'economia lineare a un'economia circolare, e restando legati al tema dell'edilizia, al settore dell'edilizia, dove anche nel nostro territorio, tra l'altro, potrebbero sorgere nuove opportunità di business. Un tema importante è quello della gestione dei rifiuti. Appare, secondo me, con chiarezza la necessità di un forte ripensamento delle attuali modalità di progettazione, di demolizione, di ricostruzione, recupero e soprattutto riutilizzo dei materiali da costruzione. Così come il dover verificare e dimostrare la sostenibilità globale della filiera delle costruzioni. Ecco, da questo punto di vista, quindi,
si rende necessario un cambio di passo sul riciclo in edilizia, anche con un'accelerazione da parte dell'Unione Europea che sta, ripeto, anche in questo caso andando nella giusta direzione col nuovo piano per l'economia circolare. In Italia su questi aspetti manca il collegamento tra il recupero, sui quali insomma sfioriamo percentuali, anzi andiamo oltre il 70%, quindi in linea con quelli che sono gli obblighi europei, ma il riciclo vero e proprio è ancora su dati poco sopra il 20%. Ecco, qua gli impedimenti sono vari, uno su tutti la pesante burocrazia e le complessità autorizzative, insomma, per agevolare questi processi. Quindi serve un impulso deciso anche dell'Europa all'effettivo e concreto riciclo, nonché ovviamente è necessario semplificare la burocrazia, facilitando quella gestione dei rifiuti da costruzione, con particolare riferimento allo snellimento nei piccoli cantieri, che tra l'altro poi è un po' il nostro riferimento, insomma, di rappresentanza. Altro tema, sempre per restare sul mondo edilizia, particolarmente sentito è quello degli appalti, in cui ovviamente a livello italiano ci sarebbe molto da dire. Siamo, permettetemi questa battuta, di fronte all'ennesima riscrittura del codice. Permettetemi, dicevo, la battuta di dire che siamo come dire, in un eterno bailame tra la paralisi degli affidamenti da un lato e la troppa liberalizzazione dall'altro, in cui disposizioni, ad esempio europee, a livello europeo a favore delle piccole e medie imprese, come le lottizzazioni, trovano poi dei ricevimenti a livello nazionale molto diversi. Una riflessione anche in questo caso nei rapporti tra norme e recepimenti in un'ottica di armonizzazione a livello europeo è sicuramente un tema. Ecco, chiudo con un brevissimo cenno a una grossa opportunità che è data dalla digitalizzazione, in quanto anche questo tema dell'incontro, che è una grossa opportunità anche nel mondo dell'edilizia e potrà dare fin da subito, dal nostro punto di vista, un beneficio a tutto il comparto, soprattutto nell'immediato, se pensiamo alla riduzione, come accennavo poco fa, di quel tanto odioso e ingombrante peso e costo che si chiama burocrazia. Basterebbe pensare a uniformare, insomma, tutta quella miriade di documenti diversi che le imprese devono produrre a seconda di diversi interlocutori, alle volte anche allo stesso livello di ente locale. Ecco, questo già porterebbe dei benefici importanti, però anche qui prima e più di tutto serve concertazione e condivisione di indirizzo. Grazie, ho finito. Grazie al direttore di Appiacina Belluno, Cristian Sacchetti, per il suo intervento. Passiamo quindi la parola adesso a Fabio Zatta, che interviene quale presidente del mestiere edilizia ANAEPA di Confartigianato Imprese Belluno. Buongiorno a tutti, mi presento brevemente, grazie Franz per la parola. Sono Fabio Zatta, sono titolare di una piccola azienda della provincia di Belluno che conta 20 dipendenti, presidente da non molto della sezione edilizia della provincia di Belluno, rappresentante ANAEPA. Cosa dire? La sostenibilità e la transizione verde digitale dell'edilizia è per noi un punto molto, molto cruento, ovvero le aziende artigiane sono delle imprese, sono molto in balia degli eventi trainati dal Superbonus 110%, no? E sono anche molto attente
per quanto riguarda il riciclo, la sostenibilità e l'uso di materiali sostenibili, no? Solo che ci troviamo davanti a un problema molto importante. Il 110% che ha dato un ottimo slancio a tutta quanta l'edilizia territoriale nella provincia di Belluno, dove maggiormente lavoriamo noi, no? Ha creato un grosso impulso e una tremenda difficoltà a reperire materiali sostenibili o comunque materiali che vanno utilizzati nell'edilizia, no? Per andare a cercare di rientrare nei parametri imposti al 110%, no? Questo è un problema che oltretutto all'aumento dei prezzi che c'è stato in questo periodo, è stato un problema veramente, veramente grave per le piccole e medie imprese, no? Che diciamo per definizione sono molto agili, no? Essendo piccole, sono molto agili nell'adeguarsi ai vari cambiamenti anche che ci sono legislativi, così, però si scontrano con queste difficoltà che fanno perdere terreno, fanno perdere il passo ai piccoli artigiani, che con tutta la loro volontà, per quanto bravi, non riescono a mettere in atto le misure necessarie per portare a compimento il lavoro, no? Lavoro che qua, per quanto riguarda la sostenibilità, nella provincia di Belluno siamo molto, direi, storicamente legati, perché comunque già nel passato qua nella nostra provincia si costruiva veramente a chilometro zero, con i materiali a chilometro zero, perché da sempre sono stati usati pietra, legno e ferro che derivano proprio dalle nostre zone, no? Quindi diciamo che storicamente siamo già stati portati alla green economy noi, perché il materiale a chilometro zero era già presente nei nostri territori, di conseguenza ecco, questo era facilmente reperibile con poco sforzo, e quindi adesso ci troviamo di fronte invece fortunatamente ad una implementazione della tecnologia per la produzione di materiali ecosostenibili, però ha una difficoltà vera nel reperirli. Quindi ecco, serve un po' un bilanciamento per riuscire a far sì che si possa allineare anche la nostra provincia veramente a un'edilizia sostenibile. Dopo, oltretutto, questo periodo è stato segnato veramente da questa pandemia che è andata a dilaniare veramente tutto il buon operato fino adesso che abbiamo provato a mettere in atto, no? Speriamo che questo possa naturalmente lasciarci presto lavorare tranquillamente, oltre anche al fatto di avere delle disposizioni legislative più semplici per snellire la burocrazia che talvolta veramente blocca e impedisce il normale sviluppo lavorativo, no? Andiamo a scontrarci con vidimazioni veramente abbiamo molte difficoltà a questo punto di vista, nonostante si inizi a avere anche abbastanza un rodaggio delle normative, no? Solamente che dopo puntualmente viene sostituito, anche adesso abbiamo appena passato un mese e mezzo di tentennamenti, perché a livello burocratico era stata imposto uno stop alla cessione dei crediti, e quindi ci siamo ritrovati un po', abbiamo fermato tutta la catena, no? Quindi ecco, questo è un passaggio veramente, veramente delicato, e noi cerchiamo di portare la nostra voce e far capire che per poter lavorare serenamente servono delle cose veramente semplici, tra virgolette, nel senso che ci sia una burocrazia certa, no? Di modo tale che si possa avere una programmazione anche del lavoro, dei costi sostenuti che siano abbastanza
spalmabili sulle aziende, perché altrimenti veramente ci sarà una moria di piccole e medie imprese. E questo viene fatto solo a livello burocratico, senza sfruttando anche quello che diceva adesso l'ingegner Caratti poco fa. Abbiamo 750 miliardi di euro a disposizione dell'Europa, no? E sappiamo che in Europa il 90% sono piccole e medie imprese che lavorano per portare avanti questa ripresa economica post-Covid. Quindi sono dati veramente importanti e che naturalmente implicano anche un radicale cambiamento delle abitudini, anche sicuramente delle aziende artigiane e delle aziende anche industriali, no? Queste abitudini però, come dicevo prima, possono essere cambiate abbastanza facilmente, perché siamo delle aziende comunque sempre in movimento e sempre in rapida creatività, flessibilità, siamo molto, ce la facciamo molto a gestire, no? Ecco, dopo, cosa dire, gli edifici, per arrivare ad un punto che siano veramente ecosostenibili, bisogna anche avere, come dire, un'ottima progettazione dal punto di vista dei materiali, perché si va a rischio magari di avere degli edifici non tanto inseribili in un contesto montano, quindi magari sì, anche diciamo esteticamente non proprio adeguati. Ecco, quindi la progettazione deve essere, secondo me, molto accurata, e quindi dopo le piccole e medie imprese vanno a ricevere quello che gli viene importato dalla progettazione e a mettere in campo quello che i progettisti dopo richiedono. Quindi ecco, dovrebbe essere già un gradino sopra, la progettazione dovrebbe essere attuata in maniera ottimale, per arrivare a un elevato standard energetico per quanto riguarda gli edifici. Dopo è innegabile che ci sono molti problemi da affrontare. Sì, non è così semplice il discorso, però insomma, ecco, secondo me con un'ottima progettazione una burocrazia e delle leggi che rimangano stabili nel tempo per poter fare una programmazione anche in un futuro, queste sono secondo me delle prerogative imprescindibili, insomma, per avere una tranquillità di lavoro e una progettazione, e un risultato anche ottimale per raggiungere quel famoso obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera del 55% entro il 2030, insomma. Quindi ecco, questi sono dei punti fondamentali. Poi lascio la parola ai miei colleghi e ringrazio ancora per averci dato la possibilità di essere presenti a questo incontro, e auguro una buona serata a tutti. Grazie. Grazie al Presidente Fabio Zatta per il suo intervento, e chiudiamo adesso la testimonianza e gli interventi da parte delle associazioni di categoria, con l'intervento del Presidente della sezione costruttori edili, Paolo De Cian, dell'Ance Belluno Confindustria Belluno Dolomiti, il quale ha voluto dare anche un titolo al suo intervento, che sarà sul valore dell'edilizia nel pubblico e nel privato. A lei la parola, Presidente De Cian. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio di avermi invitato a questi momenti importanti per il confronto per le varie parti, e sarò breve, e mi ero preparato appunto un piccolo intervento che rispecchia appunto il ruolo dell'edilizia nel pubblico e nel privato. Allora, non solo per il territorio montano, ma per tutta la società italiana e il settore delle costruzioni, rappresenta una risorsa essenziale. Guardando al nostro piccolo, e senza dilungarmi sulle molteplici sfide che attendono al nostro settore nei prossimi anni, è innegabile che, tanto in una logica di collegamenti, da quelli intervallivi fino alle prospettive di sbocco a nord verso l'Europa, quanto in un contesto di valorizzazione del territorio,
il mondo delle costruzioni sia la spina portante dello sviluppo locale. Dopo Vaia abbiamo assistito ad una piccola rivoluzione, dai movimenti terra alla pulizia dei boschi, passando per le opere di salvaguardia dei fiumi e del territorio. È stato un turbine che ha recuperato 10 anni di mancati investimenti e molto è ancora da fare. In parallelo a Vaia siamo entrati poi nella logica di grandi eventi, solo in parte neutralizzati dalla pandemia degli ultimi 3 anni. Ed oggi viviamo il tempo del PNR, che punta ad una riqualificazione energetica e strutturale spinta. Vedi ecobonus, sisma bonus, super bonus, per recuperare molti immobili energivori e fatiscenti che limitano la qualità della vita ed il progresso urbano e turistico della nostra provincia. Costruire virtual online, allora, ha ben riassunto alcune di queste sfide: sostenibilità, risparmio energetico e sicurezza. Questi sono temi all'ordine del giorno di un settore che sta cambiando in parallelo alla rivoluzione ecologica ed ambientale della società. Anche il nostro settore necessita di trasformazione sia a livello imprenditoriale, sviluppando nuove sinergie fra imprese, sia a livello tecnico e tecnologico per sfruttare al massimo i nuovi prodotti, per esempio in tema di risparmio energetico e di nuove tecnologie. In ogni caso, questo presuppone una professionalità alta, perché i materiali devono essere posati a regola d'arte, affinché rendano, e le nuove macchine devono essere sfruttare al meglio per poter ammortizzare i costi crescenti. Tutto ciò presuppone grossi investimenti sia a livello pubblico che privato, che devono essere sostenuti con una fiscalità adeguata e devono poter contare su una legislazione chiara e stabile. Tutto ciò purtroppo è storicamente effimero nell'ambito dei lavori pubblici e da qualche mese anche nell'ambito del privato, almeno per quella che è stata la gestione degli incentivi fiscali. In un modo o nell'altro persiste infatti nel nostro ordinamento un'incapacità di programmazione con un orizzontale temporale che possa superare quello di una finanziaria e sia sinonimo di stabilità nel tempo. Vedi cosa sta succedendo in questi giorni in tema di incentivi fiscali e cessioni di credito. D'altro lato, anche le imprese devono crescere. Il mestiere di imprenditore edile non può essere alla portata di tutti, senza regole e senza responsabilità dirette. Il settore edile necessita della somma di competenze tecniche e capacità gestionali, stante una miriade di soggetti diversi che intervengono contemporaneamente ed il tutto nella massima sicurezza. Ogni cantiere resta comunque una storia a sé e tutto, in primis la sicurezza. Deve puntare a divenire un componente concreta di ogni processo costruttivo. Desidero quindi richiamare il forte legame che sussiste tra il settore edile ed il territorio in cui insiste. I cantieri non sono esportabili e la capacità di spostamento delle maestranze è limitata. Quando la distanza è troppa o quando si parla di imprese prive di storia e di mezzi, qualcosa deve necessariamente metterci in allerta, tanto nel privato quanto nel pubblico. Il contesto locale, infatti, è lo sfondo in cui operano le imprese, ma soprattutto la linfa vitale che alimenta l'attività delle imprese tramite maestranze e committenti. Con questo ho finito, vi ringrazio ancora e saluto e vi auguro buon proseguimento e seguirò attentamente l'intervento degli altri invitati. Grazie. Grazie Presidente De Cian per il suo intervento. Vediamo che è arrivato anche il Presidente della provincia Roberto Padrin e Sindaco di Longarone, a cui sappiamo che è stato purtroppo trattenuto prima per altri impegni doverosi, e diamo quindi la parola al Presidente Padrin per il suo intervento. Prego Presidente. Grazie Franz, io do un brevissimo saluto a tutti. Ovviamente non voglio addentrarmi nel tema specifico, nel senso che non avendone la competenza è meglio che lasci parlare soprattutto chi ne ha, anche se ovviamente questi sono temi che di riflesso riguardano sicuramente anche la politica e chi amministra i territori, perché sono temi di estrema attualità, un'attualità che oggi viviamo in una situazione particolarmente drammatica
ma al di là della strettissima attualità, penso che parlare di risparmio energetico, di sicurezza, di sostenibilità, penso che siano il mantra che ci deve un po' accompagnare nei prossimi anni. Quindi anche noi, diciamo così, amministratori, dobbiamo dare il nostro contributo nel cercare di attuare tutta una serie di investimenti che siano legati a questo filone. Penso, non so, la prima cosa che mi viene in mente in questo momento sono le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, sui quali dobbiamo riflettere anche qui con attenzione, cercando proprio di portare avanti investimenti legati alla sostenibilità. Ecco che da questo punto di vista l'attenzione al consumo del suolo, all'ambiente che ci circonda, cercare di realizzare comunque infrastrutture che non siano impattanti e che garantiscano una sorta di risparmio energetico, perché questo ce lo chiede l'Europa e lì noi dobbiamo fare anche noi, ripeto, la nostra parte. Quindi è un percorso da fare insieme, direi quotidiano, perché sono in arrivo tantissime risorse legate in parte al PNRR per quanto riguarda la provincia di Belluno, in particolare i fondi di comuni confinanti. Sono partite di decine di milioni di euro che noi dobbiamo mettere sul nostro territorio e abbiamo il dovere di utilizzarle al meglio, con un occhio di riguardo proprio ai temi che vengono proposti proprio all'interno di questo convegno. Quindi io mi limito mi fanno segni, devo guardare la telecamera. Io mi limito a queste semplicissime osservazioni. Ringrazio Longarone Fiere, ovviamente, che porta avanti questi temi. È un'occasione, era il periodo di ricostruire dal vivo, non si è potuta organizzare per ovviamente i motivi legati alla pandemia, ma mi auguro che questa manifestazione, che è tra le più importanti organizzate da Longarone Fiere, possa comunque nel corso dell'anno tornare ed essere comunque un supporto importante a forse quella che è la grande fiera che è Array Damont, che per noi è un punto di riferimento, e lo scorso anno, nonostante il periodo di pandemia, ci ha dato grandi soddisfazioni, ma soprattutto ha dato grandi soddisfazioni all'azienda. Quindi io vi ringrazio e non vi porto via ulteriore tempo e vi auguro di un buon proseguimento di convegno. Grazie Presidente Padrin per il suo intervento, per essere riuscito ad essere qui con noi, ecco, in questo convegno importante, con un intervento fondamentale, perché la provincia rappresenta un elemento strategico fondamentale in tutta questa ripartenza, oltre che uno dei soci di maggioranza, il più importante di questa fiera, che si mette al servizio appunto del territorio. Vedo ci sono diversi giornalisti collegati, abbiamo già fatto diverse sezioni e siamo in anticipo più o meno di un quarto d'ora sulla tabella di marcia. Io quindi darei anche la possibilità, se c'è qualche intervento di qualche giornalista che vuole portare qualche domanda, ecco, darei la possibilità di intervenire adesso, prima di passare poi la parola all'onorevole Roger De Menec. C'è qualche domanda? Vedo Dalmas, Santin. Allora, intanto avviamo allora. Non ci sono domande, non nemmeno nei messaggi. Allora vediamo se può, perché so che sono impegnati a Roma in commissione. Ecco, vediamo se può intervenire Roger. Sì. Sì, eccomi qua. Ecco, eccolo qua, benissimo, perfetto. Sì, è proprio Roger, guarda, ci siamo appena messaggiati, è esattamente il tuo momento, è il tuo turno, quindi ti ringrazio per essere qui con noi e rappresentare, ecco, i parlamentari bellunesi di fatto, perché non vedo altri che sono potuti collegarsi, ci avevano problemi con delle commissioni, quindi un onere importante il tuo, quello di adesso, e grazie appunto per essere qui con noi. A te la parola, Roger.
Sì, buongiorno a tutti e grazie. Io credo che insomma occasioni di incontro come queste siano estremamente importanti anche e soprattutto per ascoltare con attenzione i portatori di interesse, cioè quelli che sul campo lavorano come chi mi ha preceduto, le associazioni di categoria, i rappresentanti insomma del mondo del lavoro. Il tema della giornata, di questa giornata particolare, perché ovviamente preferiremmo tutti ritornare in una fiera, diciamo così, ordinaria e normale, e speriamo che anche su questo punto la data di fine marzo sia una data importante per il Paese per liberarci completamente, insomma, del fardello della pandemia. Però la pandemia ci ha insegnato alcune cosine, ci ha insegnato che noi dovremmo aggredire con maggior determinazione il tema assolutamente centrale del rinnovo, diciamo così, di una nuova frontiera del vivere in comune nel nostro paese, in Europa, in tutto il mondo. E la nuova frontiera è esattamente dentro il titolo che avete messo, transizione verde e digitale, cioè due grandi capitoli. Il mondo della rete diventa fondamentale per l'esercizio di tutta la vita dell'uomo, come diventa fondamentale, e anche qui permettetemi di fare una piccolissima premessa portando al tavolo la solidarietà a chi oggi sta vivendo ore di guerra vera e soprattutto la grande preoccupazione per una parte del paese come quella che oggi è sotto questo conflitto che, ripeto, preoccupa tutto il mondo, lo preoccupa soprattutto sul profilo ovviamente dei diritti umani, delle perdite di vite umane. La pace deve essere sempre in cima ai nostri pensieri e non possiamo nasconderci che preoccupa anche sotto un profilo, insomma, degli equilibri internazionali e anche degli equilibri non soltanto politici ma anche economici. Tutto questo ci fa capire che il tema vero è quello di anticipare gli eventi. Questa è la verità. Cioè non possiamo pensare di mettere in campo una transizione ecologica verde del nostro paese dall'oggi al domani. Però, dico subito, uno dei grandi difetti di questo paese non è la mancanza di idee, di prospettiva, o anche in alcuni casi questa capacità di anticipare i temi e i problemi e metterli sul piatto da un punto di vista politico-sociale. Sapete qual è il grande tema? È che una volta che tu hai sviluppato un pensiero, devi metterlo a terra, cioè devi realizzarlo. E allora qui noi, come popolo italico, come Italia, qualche difettuccio ce l'abbiamo. Noi abbiamo problemi perché, faccio un esempio molto chiaro, pratico, e così si capisce tutto, noi mettiamo in campo un'idea di nuova mobilità, ormai nel 2000, per la nostra provincia nel 2014-15, insieme all'allora governo mettiamo sul campo tante risorse economiche, ma poi le 3 varianti stanziate in quegli anni ancora non sono realizzate, e quindi questa nuova idea di mobilità sostenibile, sicura, magari con poco impatto sull'ambiente, ma che riesca a essere a rendere più accessibili le nostre valli tutte, non si realizza. La stessa cosa, nel 2015 mettiamo in campo il grande piano, se vi ricordate, 2015-2016, Italia Digitale, no? Con un sacco di risorse, stavamo parlando di miliardi di euro anche allora, con moltissimi milioni di euro, 50 milioni di euro per la provincia di Belluno, però ancora oggi siamo a discutere sul completamento delle dorsali digitali. Quindi vuol dire che al di là dell'idea e dello stanziamento, la messa a terra. Vengo a un ultimo grande tema che è sulla bocca di tutti, e vedo tantissimi amici che saluto presenti a questo incontro, un grande tema come quello dell'incentivazione del rinnovo dell'abitare nel paese, i super bonus, i bonus e tutto quello che ci corre dietro. Ecco, quella era un'idea sicuramente, era un'idea sicuramente vincente, che però si è bloccata, devo dire, ahimè, anche per colpe del nostro governo, anche per questa eccessiva voglia di cambiare continuamente le regole, rischia di bloccarsi proprio dentro questa giungla di norme e soprattutto dentro una con variabilità della norma che non rende, diciamo così, accessibile e veramente operativa una norma che aveva come finalità, guarda caso, rendere le case degli italiani più sicure e più sostenibili da un punto di vista ambientale.
Allora la vera sfida, se tutto quello che ho detto molto velocemente, la vera sfida, ripeto, è creare questo paese, un paese, ripeto, che ha una visione di insieme, ma che poi riesce a costruire delle norme che da una parte tutelano gli interessi generali del paese stesso, e quindi è chiaro che non possiamo sopportare in questo senso assolutamente quelli che poi vogliono fregarlo, questo Stato, ma dall'altro rende queste norme accessibili e concrete, cioè rende queste norme assolutamente compatibili col fatto che queste visioni vengano realizzate. Il problema del nostro paese è la realizzazione della visione e la messa a terra dei progetti. Guardate, se io mi sono riferito a cose che ho vissuto anche personalmente come parlamentare, no? I mondiali di sci, io stavo parlando ovviamente dei primi stanziamenti, mondiali di sci da una parte, insomma, e tante altre cose che abbiamo vissuto tutti quanti assieme. Pensate su due grandi sfide, una che riguarda il nostro territorio come oggetto delle Olimpiadi, e quindi la grande scommessa olimpica da una parte, e un'altra ancora più importante, ancora più grande, ancora più strategica, che riguarda tutto il paese, come la messa a terra del grande piano di ripresa e resilienza, il PNRR. Questo è il tema vero, e su questo si dovrebbe, approfitto di questa platea, io non credo molto nelle soluzioni che provengono solo da una parte del paese. Cioè non credo che di questa cosa se ne possa occupare sul fronte delle norme esclusivamente la politica nazionale, la politica europea, la politica regionale. Non credo, d'altra parte, che se ne possono occupare solo da soli il mondo delle professioni, il mondo dell'impresa, i sindacati, eccetera. Noi dobbiamo, per fare ciò, costruire una grande alleanza. Perché altrimenti corriamo il rischio di creare solo delle bolle speculative da una parte, oppure delle bolle che danno la finzione rispetto a un paese che vuole cambiare, ma poi non realizzare nulla. Questo patto, no, su scala interdisciplinare, direi, no? Un patto fra tutti i portatori di interesse è la cosa più importante per costruire norme che riescano a essere operative. Ripeto, nel mio piccolo abbiamo lottato in queste settimane per far capire questa posizione, in particolar modo sul super bonus, come dicevo, costruire questa posizione al governo, ma forse il consiglio migliore era proprio il fatto che le parti in causa, il governo da una parte, il mondo del lavoro dall'altra e delle professioni, facessero veramente una grande alleanza, perché corriamo il rischio che altrimenti il governo, preso dalla fobia giusta anche, perché i numeri sono impietosi da quel punto di vista, di fermare alcuni abusi della norma, poi alla fine vada a punire anche e soprattutto i tantissimi bravi imprenditori che sono presenti nel nostro territorio, nel territorio nazionale, in particolare nella nostra provincia. E io credo molto in questa cosa qui, per quello che quando mi chiamano, come lo ha fatto la Fiera di Longarone, che ringrazio in questo caso, a rappresentare il territorio, dico sempre, cerco di ritagliarmi il tempo per ascoltare soprattutto, e anche per dire qualcosa. Un grande patto. Se dico che un grande patto serve a livello nazionale per riuscire a mettere a terra questa fase di grande cambiamento del paese, a maggior ragione questo grande patto rispetto alla prospettiva di futuro, a come vogliamo configurare, come vogliamo realizzare i nostri obiettivi in provincia di Belluno, va fatto anche in questo territorio. E va fatto, insomma, io proprio oggi sono uscito con un comunicato, insomma, congiunto con l'amico Borghi, proprio sul grande tema della riforma del vivere in montagna, e quindi la legge sulla montagna, insomma alcune cose che stanno sicuramente venendo avanti in Parlamento, e anche lì ho detto mettiamoci tutti assieme, non caliamo dall'alto norme che poi non sono realizzabili nei territori di montagna. Ho detto due cose molto semplici: da una parte finanziamenti, che forse oggi sono il tema minore, direi quasi, ma dall'altro semplificazione delle procedure, perché altrimenti questi finanziamenti restano solo sulla carta. Allora, su questo è la grande sfida. Per fare questo, però, ripeto, le semplificazioni non possono essere adottate in maniera univoca da una parte, non funzionano se sono così, devono essere un patto. Le semplificazioni derivano da un patto, non da norme costruite dall'alto e riversate verso il basso.
E in questo senso, ripeto, siete importanti tutti quanti voi che state oggi ascoltando. Questo patto serve anche per definire una volta per tutte quanto la transizione ecologica deve vedere i territori delle aree interne e delle zone di montagna protagonisti, perché sono quei territori che cedono servizi ecosistemici, come si dice, no? Cedono qualità della vita ai territori soprattutto fortemente urbanizzati. E questa cessione ha bisogno di essere riconosciuta anche da un punto di vista economico. Questa è la verità. I boschi che consumano la CO2, ok, una volta servivano per la filiera del legno, non apriamo questo tema un'altra volta per la nostra provincia, che ci vorrebbe un altro convegno per quello, ma i boschi che consumano CO2 questo sforzo della cura del bosco va riconosciuto dai territori di pianura, va riconosciuto soprattutto dai grandi agglomerati industriali di fondovalle. Questa è la verità, altrimenti noi corriamo il rischio che questo servizio che rende la montagna ai territori di pianura alle grandi aree metropolitane venga a mancare, perché c'è l'incuria del territorio di montagna, c'è lo spopolamento, eccetera, eccetera. Questi sono i grandi temi e guardate che stanno dentro tutto quel tema, perché la rivoluzione verde, nella rivoluzione verde, nella transizione ecologica c'è anche e soprattutto questi concetti. Nel sfida digitale c'è soprattutto il fatto di dotare le aree interne del supporto digitale, che hanno più bisogno delle zone, delle grandi zone delle metropoli no, e della concentrazione dell'abitare. Hanno più bisogno, non meno bisogno, perché lì no, la conformazione geografica da una parte, la disgregazione abitativa, perché siamo in pochi, hanno bisogno dell'intervento pubblico. E su questo, ripeto, ci giochiamo una grande scommessa. Ripeto, abbiamo stanziato tante risorse nel passato, oggi facciamo fatica a vedere queste risorse sui territori. E questa, ripeto, secondo me è il primo obiettivo. Quando, lo dico come battuta, quando alcuni amministratori mi chiedono però bisogna stanziare soldi qui, soldi lì e soldi lì, io dico sì, verissimo. Il nostro impegno come parlamentari è quello di riportare risorse nei territori a vantaggio delle comunità. Dall'altra parte però ricordiamoci che poi noi dobbiamo essere in grado di mettere a terra queste risorse e di spenderli questi soldi, e spesso non ce la facciamo, e questo è un grande difetto. Lasciatemi chiudere con un'altra grande preoccupazione, anche qui è stato oggetto, insomma, del mio intervento alcuni giorni fa, che è il grande tema anche dei beni pubblici che insistono nei territori di montagna e che sono protagonisti sicuramente. Ho parlato del bosco, c'è un altro grande bene pubblico che si chiama acqua. Siamo di fronte a una sfida anche qui fondamentale, importante, sulle grandi derivazioni. Come sapete, dentro il DL Concorrenza c'è un articolo che parla di questo e che mi preoccupa per davvero. Guardate, prima ho accennato alla guerra in Ucraina, la transizione ecologica è un elemento fondamentale anche per rendere più sostenibile il nostro paese, ma anche più indipendente da un punto di vista energetico, ragazzi, perché l'abbiamo capito che se no abbiamo il fiato corto. Ecco, il tema dell'acqua e di come quest'acqua viene utilizzata per i suoi fini molteplici, in primis per quelli che ci abitano nei territori di montagna, bisogna essere molto chiari, è un grande tema, è un grande capitolo, è una grande sfida anche del futuro e sta dentro, secondo me, esattamente come tutto il resto che ci siamo detti oggi, nella grande sfida del cambiamento e della transizione digitale. Ecco, io chiudo ringraziando ancora tutti per l'occasione e per anche i suggerimenti che stanno emergendo dalla chiacchierata di oggi, rinnovando la disponibilità alla collaborazione, ovviamente a venire incontro, ad ascoltare le esigenze del territorio, ma anche lanciando questa grande necessità per i nostri territori di questo grande patto, perché solo se mettiamo insieme tutti i portatori di interesse riusciamo a risolvere i problemi e finalmente veder trasformati quei progetti troppo spesso sulla carta in concretezza e in realizzazione. Ecco che questo ritengo sia il difetto più importante o diciamo più importante da sconfiggere nel territorio del nostro paese in questo momento. Grazie veramente e ancora complimenti, perché nonostante pandemia eccetera tenete botta e fate iniziative di questo tipo. Grazie onorevole Demenec, grazie Roger, perché è sempre vicino e sempre attento a quello che fa la fiera, perché sa che fa squadra sulla montagna, fa squadra sul territorio, come ha spesso espresso anche il presidente Bellati. E in questo senso tu ci sei sempre e sei sempre attento a quelle che sono le problematiche della montagna, e di questo ti dobbiamo ringraziare un po' tutti, credo.
serve appunto competenza politica, come ha appena dimostrato appunto Roger De Menech, serve competenza tecnica. Abbiamo qui adesso l'intervento di un altro grande protagonista di Ricostruire, che è il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali. Lo abbiamo qui con il presidente Innocenzo Megali, che sarà poi protagonista domani di 2 importanti convegni, ma ne lascio parlare il presidente Innocenzo Megali. A lei la parola, presidente. Grazie, un saluto a tutti e un particolare ringraziamento per la possibilità che ci è stata data da parte di Longarone Fiere a questo importantissimo evento. Il Comitato Unitario delle Professioni raccoglie, unisce le forze e le potenzialità degli ordini professionali indipendentemente dall'area di riferimento, nel senso che operiamo congiuntamente ordini professionali di natura economico-giuridica, quali avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, con professioni di natura tecnica, ingegneri, periti industriali, geometri, e non li enuncio tutti per motivi di tempo, ma tutti facciamo parte di questo coordinamento del Comitato Unitario delle Professioni. Accolgo e raccolgo volentieri l'invito dell'onorevole De Menech per quanto riguarda un'attività di coordinamento. Anche la manovra dei bonus nell'edilizia, come tanti altri provvedimenti che stiamo cercando di attuare, richiedono che ognuno faccia la propria parte, il legislatore, la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti. Da parte nostra riteniamo che proprio in questa possibilità di unire competenze e professionalità tecniche, economiche, giuridiche, ci dia la possibilità di essere dei protagonisti sulla strada delle riforme. In particolar modo lo siamo, cerchiamo di esserlo nei rapporti istituzionali e nei rapporti anche quotidiani con le pubbliche amministrazioni, proprio perché riteniamo che la strada, la manovra che ha oggetto i bonus nell'edilizia, da super bonus agli altri, sia una manovra da prendere con particolare considerazione, perché consente di produrre valore, di produrre lavoro e di produrre anche fiscalità, perché si dice un grosso regalo, ma tutto il lavoro che viene eseguito rientra poi, restituisce alla collettività un ulteriore approfondimento, un ulteriore valore attraverso l'aumento della fiscalità e quindi del prelievo tributario. È ovviamente un aspetto difficile, perché l'abbiamo visto nella legislazione dell'emergenza epidemiologica, che le norme hanno avuto una sicura certezza, che è quella della breve durata nel tempo. Siamo stati abituati, ancor più che in passato, a ragionare con l'instabilità delle norme. Le norme durano poco, anche pochi giorni, perché se vediamo la frequenza dei decreti legge, ovviamente per far fronte ai gravi problemi di natura sanitaria, spesso ne abbiamo avuto uno ogni 5 giorni, quindi con una continua modifica di aspetti da valutare, da tenere in considerazione, e in particolar modo questo sta succedendo anche nel campo dei bonus. Gli incentivi sono importanti, però di questo cercheremo di parlare nel convegno di domani pomeriggio. Cercheremo di distinguere, di approfondire gli aspetti tecnici proprio per consentire un'applicazione di queste disposizioni, ma anche di capire qual è il fine che si può realizzare veramente, un miglioramento della qualità della vita delle persone, perché può attuarsi attraverso il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, attraverso una maggiore sicurezza a fronte di rischi gravi come il rischio sismico, a fronte una maggiore adeguatezza sotto il profilo tecnologico per il risparmio energetico, e sappiamo sicuramente anche in questo momento particolare quale può essere l'importanza di questo bonus. E quindi l'insieme di queste misure va analizzato, è quello che stiamo continuando a fare, lo faremo anche per quanto riguarda il profilo degli aspetti fiscali, ma si tratta di fare di tutto per realizzarlo, perché si tratta di risorse importanti, risorse che vanno spese bene sotto la guida di amministrazioni, professionisti e imprese competenti. Quello che cercheremo di affrontare, dato che sicuramente
questi bonus creano lavoro, creano attività imprenditoriali, riteniamo che non si debba trascurare l'aspetto fondamentale, che è la tutela della persona nei luoghi di lavoro. E di questo ci occuperemo domani mattina. Il lavoro sicuro nell'edilizia è il titolo dell'evento che andremo a costruire. Il lavoro sicuro nell'edilizia che sicuramente è un tema di grande spessore, e cerchiamo noi professionisti, anche qui sotto il profilo delle diverse competenze e professionalità, perché avremo il lato economico-giuridico e il lato tecnico che cercheranno di portare ad unità il fine primario, che è quello di tutelare la persona dell'uomo nei luoghi di lavoro. Uso il termine uomo proprio perché tutti possiamo essere coinvolti nei luoghi di lavoro, dal titolare dell'impresa che tante volte è esso stesso vittima dell'infortunio sul lavoro, al lavoratore dipendente, a chi collabora a qualunque titolo nel luogo di lavoro. Per quello parliamo di tutela della persona. Quando succede un infortunio, e purtroppo capita frequentemente, si è soliti invocare nuove disposizioni, nuove leggi. Recentemente nel cosiddetto decreto fiscale lavoro, che era volto proprio a far fronte alle misure più urgenti nel campo del lavoro, soprattutto sotto il profilo della concessione della cassa integrazione guadagni alle imprese che non potevano lavorare per mancanza di lavoro, per la crisi che è stata provocata dalla pandemia, non solo nel settore sanitario, ma proprio nel mondo dell'economia, nel mondo del lavoro in particolar luogo, ha inserito nel cosiddetto decreto legge fisco lavoro delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi abbiamo delle nuove norme da interpretare, lo facciamo congiuntamente perché di questo si occuperà. Abbiamo detto che abbiamo professionisti di varia area, di natura economico-giuridica e anche tecnica, però abbiamo cercato un confronto con la pubblica amministrazione. Domani dialogheremo con lo Spisal e con l'Ispettorato del Lavoro, proprio perché attraverso uno sforzo congiunto riteniamo si possano raggiungere dei risultati importanti. Nessuno sicuramente vuole l'evento lesivo nei luoghi di lavoro, però questi continuano a verificarsi. Quindi la finalità dell'intervento di domani è quello di agire al momento della prevenzione. Per carità, se l'evento succede, andranno sicuramente ricercate le cause, le responsabilità, e quindi è importante l'opera di accertamento e l'opera eventualmente repressiva, ma quello che è sicuramente primario per la salute della persona è il momento della prevenzione. Abbiamo detto che l'evento si cerca di scongiurare con le misure normative, ma di questo forse non è che ci sia bisogno in continuazione, perché se ne parlava anche prima e sono perfettamente d'accordo. La norma ha bisogno non soltanto di una esistenza propria, ma anche di un tempo per poter essere assimilata. La continua variazione produce purtroppo incertezza del diritto, e l'incertezza del diritto è un elemento da scongiurare, perché rende l'imprenditore o la persona che vuole adeguarsi in situazione critica, perché tante volte non sa come farlo. Per carità, ci sono le consulenze necessarie, ma anche queste a volte si trovano in difficoltà. Il decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dedica un titolo intero e 15 allegati alla sicurezza nelle costruzioni. Quindi secondo me le norme ci sono norme scritte bene, e quindi il problema non è soltanto di aggiungere, di variare testi normativi. Il problema è di capire, questo cercheremo di fare, perché gli eventi si verificano. Anche faremo ricorso a dati statistici, perché la statistica non è fine a se stessa, ma ci può aiutare proprio nella soluzione dei problemi. Ad esempio, sappiamo che il 64% degli infortuni nell'edilizia si verifica presso imprese che hanno meno di 9 dipendenti. Quindi abbiamo queste microimprese che caratterizzano il tessuto produttivo italiano, e è un bene sicuramente, perché sono imprese che vivono di una continua ricerca di benessere, una continua ricerca di evoluzione, di miglioramento, però ovviamente non hanno
le disponibilità che può avere la grande impresa. Tante volte abbiamo verificato che nel campo delle costruzioni gli infortuni si verificano per due motivi: dei problemi di carattere organizzativo, la sicurezza nel cantiere, la gestione nel cantiere, la formazione, l'informazione, l'addestramento. Su questo interviene il decreto legge fisco lavoro, ma si tratta di misure che già esistevano. Una grossa novità di questi giorni, su cui si fa tanto leva, è la cosiddetta possibilità per il preposto di interrompere l'attività qualora veda concretamente nel luogo di lavoro una situazione di pericolo, ma questa era una facoltà che è sempre esistita, nel senso che la situazione di pericolo va evitata. Se ci si accorge una situazione di pericolo, sicuramente va incentivata la correttezza, si deve cercare di modificare il comportamento, ma mari estremi rimedi. Se non si riesce, si blocca l'attività per tutelare il bene fondamentale della salute nei luoghi di lavoro. Oltre a questo, un altro elemento che emerge è che le irregolarità ci sono rispetto a quanto previsto dagli stessi documenti aziendali. Capisco che non ci possa essere un'applicazione, un'attuazione perfetta, ma purtroppo un altro motivo degli infortuni è dato dalla tolleranza della divergenza rispetto a quanto previsto. L'irregolarità non va tollerata. Anche su questo, sul comportamento umano, da parte di tutti, da parte del datore di lavoro, da parte di chi collabora alla formazione, da parte del lavoratore, cercheremo di porre l'accento. Quante volte abbiamo sentito: non ho agganciato la cintura di sicurezza che è necessaria per evitare il rischio di caduta dall'alto, che è una delle cause più frequenti di infortunio nell'edilizia, perché avevo fretta. E purtroppo tante volte la fretta è cattiva consigliera. Noi cerchiamo di porre l'attenzione sulla prevenzione, proprio sulla prevenzione, per porre una correlazione tra tutti i documenti volti all'osservanza delle leggi che sono previsti dalla normativa, che esistono nelle imprese, dai documenti di valutazione dei rischi ai modelli 231, alla concreta attuazione, nel senso che raccomandiamo, e cercheremo di farlo anche domani, che tutto venga attuato e si vigili sull'attuazione dei modelli che noi stessi abbiamo predisposto. E questo è lo spirito dell'evento volto a prevenire, che parla di lavoro sicuro nell'edilizia: creare dei modelli di comportamento, ma creare anche degli organismi di controllo a tutti i livelli, da quelli di vertice, che possono essere gli organismi di vigilanza, a quelli di coordinamento di tutte le persone che materialmente sono presenti nei luoghi di lavoro, per verificare che quanto noi stessi abbiamo previsto sia poi attuato. L'attuazione continua delle nostre previsioni è, secondo me, uno strumento importante. Per questo è necessaria un'azione congiunta da parte di tutti, sicuramente da parte del legislatore, da parte delle amministrazioni, da parte degli organi ispettivi, da parte delle imprese, e sicuramente noi professionisti facciamo la nostra parte in un'opera continua di non soltanto consulenza per le imprese, ma anche affiancamento, indicazione, partecipazione mediante l'attività negli organismi di vigilanza previsti dal decreto legislativo 231 del 2001 e in tutte le forme in cui possiamo, a fianco delle imprese, delle amministrazioni, degli organi di controllo, dell'autorità giudiziaria, fare in modo che vi sia piena attuazione delle norme di prevenzione che il nostro ordinamento prevede. Quindi con questo spirito ringraziamo ancora per l'invito e auspichiamo che ci siano ulteriori motivi di confronto come questo. Grazie mille. Grazie a lei Presidente, e poi ci rivedremo domani appunto mattina alle 9 con il convegno appunto sulla sicurezza, e poi alle ore 16 su Superbonus, bonus minori dell'edilizia. Ecco, altro tema molto caldo, molto importante e molto partecipato. Tra l'altro già numerosissime le registrazioni, abbiamo visto ai 2 eventi, e molto partecipate da parte soprattutto dei tecnici, in quanto appunto validi anche per i crediti formativi, ma sono delle tematiche che sono, con la nuova legge appunto, come diceva lei, sulla sicurezza, e con le nuove novità anche che stanno continuando a cambiare molto repentinamente sui termini di bonus, ecco, sono molto attenti e richieste informazioni da appunto che questi convegni potranno dare.
Quando si parla di anche incentivi, di bonus, ma anche di ovviamente di edilizia, sicuramente per quanto ci riguarda noi qui in montagna, nel Bellunese, la Regione del Veneto ha un ruolo fondamentale, e quindi interverrà ora per parlarne e per darci appunto le indicazioni sul tema la direzione dei lavori pubblici ed edilizia della Regione del Veneto con l'ingegnere Alvise Lucchetta, che si occupa sia da una parte sì di edilizia ma anche di edilizia sociale, e poi seguiranno gli interventi di Aterbelluno e altri esempi di case history qui del nostro territorio. Ecco, quindi chiederei all'ingegnere. Buonasera a tutti. Ecco, Alvise Lucchetta, a lei la parola. Buonasera. Non la sentiamo più. Ha disattivato l'audio, ingegnere. Adesso, scusate, eccolo qua. Perfetto. Saluto di nuovo tutti, ringrazio naturalmente Longarone Fiere per la disponibilità. Avrei alcune slide da proporre, se posso condividerle, così tanto per arricchire un attimo il ragionamento. Vediamo se riusciamo. Non sono abilitato ad utilizzare lo schermo. Vediamo. Ora sì, provi. Eccolo qua, vediamo un attimo. Un attimo solo. Condividi? Eccolo qua, vediamo un po' se riusciamo. Vediamo. Vediamo un po' se riusciamo. Aspetta che vediamo. Devo spostare questo. Abbiamo messo. Vediamo un attimo, chiedo scusa. Vediamo qua. Si torna. Chiedo scusa. Grandi convegni, quella qui. Vediamo. Eccolo qua. Ecco, vediamo. Se riusciamo. Eccolo qua. Riuscite a vederlo? Sì, benissimo. Bene. Allora, sì. Allora, ecco, io vi illustrerò un attimo, eccolo qua. Sostanzialmente vi descrivo un attimo le attività, le ultime attività che abbiamo seguito, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'abitare, che è uno degli elementi che non erano partiti come attività del PNRR, ma che erano stati attivati addirittura prima e che sono entrati poi nell'ambito del PNRR in seconda battuta. Ecco, in questo senso la Regione Veneto ha partecipato a questo programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare ed è riuscita a far entrare nella parte finanziata due interventi che dopo vi illustro. C'è inoltre il fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quale abbiamo una disponibilità di 99 milioni di euro proprio per riqualificare sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista strutturale il patrimonio ERP, cioè il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia delle ATER, quindi delle aziende per l'edilizia popolare, sia dei comuni, dove abbiamo una
buona disponibilità di risorse. C'è poi, per ricordare, il Port Fairs 21-27, dove abbiamo una disponibilità negli investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per quanto riguarda sempre la ristrutturazione di immobili sempre di edilizia economica popolare sfitti, cioè che siano disponibili da subito. E poi ancora il Fondo per lo sviluppo e la coesione, laddove è possibile ancora avere nuove risorse per quanto attiene sempre alla riqualificazione di un patrimonio pubblico che, come si sa, è vecchio più delle volte e è diciamo certamente sotto il profilo energetico, ma non solo, da riqualificare e da rendere più idoneo, tenuto conto proprio di tutto quanto si è parlato anche nell'occasione del presente convegno circa la sostenibilità, diciamo la qualità energetica degli edifici, ma non solo, anche la qualità strutturale, perché sappiamo, e soprattutto parliamo in provincia di Belluno, diciamo, la necessità di avere un patrimonio sia pubblico che privato, in questo caso, che sia adeguato alle esigenze legate alla sismicità del territorio, è fondamentale. Ecco, per quanto riguarda appunto il piano innovativo per la qualità dell'abitare, è stato attivato con legge 160 del 27/12/2019, quindi prima del PNRR, formata dalle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione per un ammontare complessivo di 2 miliardi 161 milioni. Ecco, qui certamente c'è stato l'attenzione anche di tanti comuni anche del territorio bellunese, soprattutto di Belluno, ma non solo, anche del territorio veneto, perché diciamo che c'è una lista di attesa ulteriore, cioè c'è una prima lista di interventi finanziati, c'è una seconda lista di interventi che sono stati valutati positivamente ma che non hanno trovato finanziamento. Speriamo che ci sia questa prosecuzione del finanziamento delle opere in modo da ricomprendere anche altre attività e altre iniziative, altri interventi che sono di qualità e che meriterebbero di essere finanziati. Nel caso della Regione Veneto, gli interventi finanziati sono stati due, uno in Comune di Este, finanziato da Ater Padova e Comune di Este per 15 milioni di euro, e uno per quanto riguarda l'UL7 Pedemontana per 11 milioni 830 mila euro. Diciamo che la Regione aveva la possibilità in questo caso di proporre 3 finanziamenti e la scelta è caduta su 2 di questi che sono già stati indicati e uno nell'Ater di Verona che risulta tra quelli appunto ammissibili ma non finanziati. Proseguendo le indicazioni, per quanto riguarda il PNRR, siamo nell'ambito del sicuro verde sociale e riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Sono stati assegnati alla Regione Veneto finanziamenti per 99 milioni e rotti di euro che vanno a beneficio di comuni naturalmente che abbiano le caratteristiche che erano previste dal bando, e le Ater del Veneto, per un totale che sono state trasmesse di 130 domande, delle quali 63 istanze ammesse a finanziamento per l'importo che vi abbiamo appunto indicato. Ecco, in questo senso devo dire che sottolineo il fatto che in provincia di Belluno sono risultate finanziate un intervento in Comune di Belluno per circa 1 milione di euro, un intervento in Comune di Borgo Valbelluna per 935 milioni di euro ed interventi in numero di 7 per l'Ater di Belluno per 8 milioni circa di euro. Quindi diciamo, e questo proprio per sottolineare la necessità di riqualificare il territorio sia sotto il patrimonio ERP, sia sotto il profilo della migliore risposta energetica dei fabbricati, ma anche di tener conto della sismicità del territorio, e quindi anche che, come si sa, attualmente la parte della Val Belluna e dell'Alpago siamo in zona 1, quindi nella zona più critica per quanto riguarda gli effetti di un possibile sisma sul territorio provinciale. Per
per proseguire nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Sono stati individuati da parte della Regione Veneto una certa disponibilità soprattutto per programmi finalizzati allo sviluppo urbano sostenibile e riguardano sostanzialmente attività a tutela del diritto alla casa per le categorie sociali deboli mediante specificazioni dirette alla manutenzione straordinaria nonché all'efficientamento energetico effettuate prioritariamente su unità abitative sfitte con specificazioni per renderle agibili e tempestivamente disponibili. Quindi sono interventi questi che pur avendo una tempistica diversa rispetto a quella del PNRR, che ricordo essere fino al 2026, quello è il termine entro il quale bisogna sostanzialmente chiudere le attività che vengono finanziate con il PNRR. In questo caso la tempistica è un po' più libera, ma comunque sono sempre iniziative che sono volte proprio a dare una significativa svolta all'edilizia popolare pubblica. Il budget finanziario è di circa 12 milioni di euro per la Regione Veneto, quindi si tratterà poi da parte dei soggetti interessati di accedere a seguito di idoneo bando per poter utilizzare correttamente questi fondi. Un ulteriore fondo è quello per lo sviluppo e la coesione FSC, che nel caso in specie per il 21-27 ha trovato due finanziamenti, ha riconosciuto la Regione Veneto due finanziamenti, due attività, una all'Ater di Rovigo per 1,8 milioni e una all'Ater di Treviso per 1,2 milioni, per un valore totale di 3 milioni di euro. Questo naturalmente per dire cosa? Che in questo momento le risorse certamente non mancano, anzi direi che le risorse ci sono e sono anche consistenti. Bisogna avere un occhio di riguardo per i tempi con i quali verranno, dovranno evolversi gli interventi legati a queste risorse, ma non solo i tempi, ma anche le modalità proprio di gestione. Quindi, siccome abbiamo in questo caso partecipanti anche tra le varie associazioni di categoria, ecco, importante sarà anche trovare soggetti e in questo momento sappiamo che c'è anche una difficoltà nel reperire sul mercato aziende che siano in grado di gestire e di lavorare, diciamo, nei settori di cui abbiamo parlato, cioè il settore dell'edilizia, ecco, e che siano, come diceva anche, che abbiano anche diciamo una situazione di disponibilità di maestranze che oggi risulta carente, come dicevano anche diversi persone che mi hanno preceduto nel convegno. Ecco, tutto questo per dire che è importante che ci sia, come è stato già sottolineato, una sinergia sia da parte dell'ente pubblico per garantire sicurezza e velocità nella gestione della parte, diremo, burocratica, come qualcuno l'ha definita in modo negativo, ma ci vuole anche la burocrazia, lo sappiamo benissimo. L'importante è che la burocrazia sappia quello che deve fare e usi i tempi e i modi che le sono posti per poter operare. Ma dall'altro canto che ci siano anche tutte quelle risorse locali, parlo nel caso specifico della provincia di Belluno, ma in senso generale anche in Regione Veneto, risorse che possono in qualche modo rispondere alle esigenze di realizzare questi interventi bene e nei tempi che sono assegnati e che sono molto stretti. Questo lo sottolineo in particolare per i progetti che verranno finanziati, speriamo anche in provincia di Belluno, per il Pinqua, progetti che avevano un ordine temporale più aperto, più lungo, e che sono stati proprio compressi per poter rientrare nella disponibilità delle risorse finanziate dalla Comunità Europea con il PNRR. Ecco, l'ufficio, noi siamo disponibili, diciamo, per informazioni e anche per indicazioni circa le attività che proseguono quotidianamente in questo senso. Le persone che possono essere contattate le trovate sulla slide finale.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio per la disponibilità e auguro un buon lavoro a tutti i partecipanti. Grazie all'ingegnere Lucchetta. Ci sono domande particolari su questo tema specifico? No, anche perché avevamo indicato eventualmente di scrivere, scusate, le domande via chat, non ci sono domande, ecco, quindi diciamo che possiamo allora continuare appunto con il programma e vedo già attivata, ecco, l'ingegner Ilenia Rento, che è presidente dell'Ater di Belluno, a cui passo la parola proprio per il case history di cui aveva fatto poi in parte menzione poco fa appunto l'ingegner Lucchetta, e andiamo più nel dettaglio in quella che è appunto gli interventi dell'Ater di Belluno e dell'edilizia sociale qui in provincia. A lei la parola, ingegnere. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Longarone Fiere e il presidente Gianangelo Bellati per averci dato l'opportunità di far conoscere la nostra azienda. In questo momento rivesto un ruolo politico, ma vorrei dare un taglio tecnico all'intervento e riassumere in breve di cosa ci stiamo occupando e come abbiamo deciso di investire. Nell'ultimo periodo abbiamo utilizzato tutti i finanziamenti disponibili. In particolare oggi ci soffermeremo sui fondi del PNRR. Ci tenevo a fare questo saluto istituzionale. Lascio ora la parola al nostro ingegnere Paolo Damian, che ci illustrerà come metteremo in pratica le scelte di natura tecnica ed economica correlate al suddetto finanziamento. Grazie ancora. Bene, buon pomeriggio a tutti. Sono l'ingegnere Paolo Damian e sono in forza presso l'ufficio gare progetti dell'Ater Belluno. Ringrazio ovviamente l'organizzazione e anche la presidente Ilenia Rento per l'opportunità concessa di presentare qui a questo importante convegno le strategie che Ater Belluno sta mettendo in campo per la riqualificazione del proprio patrimonio gestito. Adesso cercherò di caricare una breve presentazione che abbiamo preparato per l'occasione. Penso che sia visibile. Perfetto. Benissimo. Allora, tanto un breve indice della presentazione, faremo un cenno sulla storia dell'istituto, vedremo qualche dato relativamente alla consistenza del patrimonio in gestione, vedremo i fondi di PNRR per l'edilizia residenziale pubblica che sono stati messi in campo dallo Stato e quelli che sono dedicati ai nostri istituti, agli ex e agli ACP, le strategie per la riqualificazione del patrimonio adottate dall'ente e appunto i case history. Ater Belluno è nata lo IACP Belluno nasce nel 1943. Nel corso di stiamo quasi arrivando al centinaio di anni, cioè ci mancano ancora 20 anni, ha dato avvio a tantissimi interventi. Possiamo stimare in circa 4.500 gli alloggi complessivamente edificati dall'istituto. L'istituto nasce nel 1943, cioè possiamo dividere poi questi interventi in varie fasi. La prima fase è quella iniziale, quella che va dal 43 al 66, che è la tipica fase dell'economia, cioè delle case economico-popolari. Quindi in primis fra tutti gli interventi del quartiere Cadura Belluno, abbastanza tipologico dell'epoca. Nel 66 è una data discrimine perché partono i piani per l'edilizia economico popolare, quello che tutti ricordiamo come i piani PEP, ecco, che nascono i grandi quartieri anche
relativamente alla nostra piccola dimensione bellunese sono grandi quartieri, quindi possiamo citare tutto l'intervento di Pradellante a Belluno, il quartiere di Fiammoi, l'intervento del Boscariz e ultimo, in termini cronologici e tipologici, lo sviluppo del quartiere di Levego a Belluno. Dal 95 in poi c'è l'importantissima trasformazione della IACP in ATER e la delega completa dallo passaggio dalla competenza statale alla competenza regionale, che si attua con la legge regionale 10 del 1995. Da lì parte una nuova stagione delle ATER sotto guida e organizzazione regionale, e anche gli interventi cambiano radicalmente. ATER Belluno in primis sviluppa molti interventi di riqualificazione di edifici dismessi, e tra cui ricordiamo l'intervento di Feltre, ma anche scuole dismesse ad Alsieri, l'intervento a Belluno sulla villa e da ultimo, negli ultimi anni, anche nuovi interventi come recentemente eseguiti sempre qui a Belluno in via Dolabella oppure a Castione. L'ultima fase di riorganizzazione avviene nel 2017 con l'emanazione della legge regionale 39/2017 che effettua un riordino della disciplina regionale in materia di ARP. Quindi abbiamo detto che nell'arco di questa storia vengono prodotti 4.500 alloggi. Per dare un'idea relativa del peso, stiamo parlando di circa il 5% del patrimonio edilizio bellunese. Questo sulla base dei dati del censimento 2011 sul totale degli alloggi occupati dai residenti. Qual è il patrimonio gestito all'attualità? All'attualità ATER gestisce circa 1.765 alloggi. Quindi il 60% del patrimonio costruito è stato alienato nel corso degli anni e rimane in gestione appunto questi 1.700 alloggi. Questi 1.700 alloggi sono presenti su circa 320 fabbricati. Come vedete in questa torta capiamo che non tutti gli alloggi fabbricati sono in piena proprietà, cioè, essendoci state molte alienazioni nel corso degli anni, siamo presenti sia su circa 140 fabbricati in piena proprietà, ma siamo presenti in 180 fabbricati dove si è creato il condominio propriamente detto, che attraverso le vendite si sono create delle situazioni condominiali a cui ATER partecipa in qualità di condomini. Questo è importante per capire anche le strategie che possono essere attuate per la riqualificazione. Sì, le slide si vedono? Sì, mi date un accenno. Scusate, posso avere un accenno se le slide si vedono o meno? Sì, se vuoi puoi attivare anche la visualizzazione intera, ecco, dipende da come preferisci. Ah, ok. E la visualizzazione intera dovrebbe essere questa. Quindi adesso vedete la visualizzazione intera? Vabbè. Questa slide serve per dare un'idea della distribuzione locale del patrimonio che per la maggior parte si concentra ovviamente sui comuni di Belluno e di Feltre. Ovviamente il patrimonio esistente ha, giusto per dare dei dati di larga massima, una superficie disperdente di circa 1.300 metri quadri, cioè i nostri condomini sono normalmente mediamente composti da 7-8 unità, hanno un indice di prestazione media molto basso, sull'ordine dei 240 kWh al metro quadro anno, ovvero con una classe energetica F, e l'anno di costruzione medio del 1980. Il nuovo edificato abbiamo ovviamente conoscenza di cosa si può raggiungere col nuovo edificato, con i nostri ultimi interventi, l'ultimo dei quali più recentemente inaugurato, quello di Quantin, dove abbiamo raggiunto classi A1 a 4 con indici di prestazione energetica molto buoni, come 30 kWh metro quadro anno. I fondi messi in campo dal PNRR per il mondo delle arti.
Il PNRR ha messo, ha messo a disposizione un sacco di fondi, però possiamo vedere che specificatamente beneficiari, cioè fondi specificamente per cui i beneficiari sono gli istituti, sono molto pochi in realtà, nel senso che è solo attraverso il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, il cosiddetto Fondo Complementare, dove viene attuato una linea di finanziamento col progetto Sicuro Verde Sociale di Riqualificazione dell'edilizia pubblica, di cui ha accennato già l'ingegner Lucchetta, da 2 miliardi di euro, dove i realmente beneficiari sono gli istituti e insieme concorrenti con i comuni. Gli altri fondi, sia quelli del superbonus, che quindi si rivolgono solo agli istituti o ai privati, cioè agli ex ECP o ai privati, oppure fondi come il PINQA, avevano come beneficiari diretti i comuni in primis. E giusto per sottolineare anche il fatto che in tema di superbonus attualmente, anche dopo le proroghe sono state concesse, gli interventi effettuati dagli ECP hanno la possibilità di, possiamo arrivare a concludere gli interventi al 31 dicembre 2023, ma a condizione che almeno il 60% dei lavori sia effettuato entro il 30 giugno 2023. Paradossalmente in questo momento gli ACP hanno dei termini temporali più restrittivi rispetto alle situazioni che sono date ai condomini, che possono invece sfruttare la finestra completa che va fino a completa al 31 dicembre 2023 senza condizioni, e addirittura sfruttare le finestre dal 2024-2025. Fatta questa premessa, ovviamente essendoci questi fondi ingenti, Ater Belluno ha cercato di identificare delle strategie di intervento, e il primo modo per identificarle è stato quello di ragionare e segmentare il patrimonio esistente, individuando quale il segmento di patrimonio maggiormente, che necessita maggiormente dell'intervento di riqualificazione. Ecco che abbiamo cercato di segmentare il patrimonio appunto distinguendo edifici storici, edifici di recente realizzazione o recupero o rifunzionalizzazione energetica, quelli che sono già finanziati, e il patrimonio rimanente è stato individuato quale meritevole di riqualificazione. Quindi abbiamo individuato una frazione di patrimonio per la quale era possibile un intervento per i superbonus. Abbiamo comunque, come vedete qui, una larga fetta di patrimonio ancora da riqualificare, cioè la maggior parte, il 61% del nostro patrimonio, richiede ancora futuri interventi di riqualificazione. Di questo patrimonio metà è su fabbricati in piena proprietà e metà su fabbricati in condominio, sui quali, sottolineo, la possibilità dell'Ater è limitata al fatto di partecipare all'assemblea condominiale e quindi sottostare alle decisioni che lì si realizzano. Sulla base di questa segmentazione quindi sono state individuate 4 strategie di intervento principali. In tema di superbonus, appunto una strategia di intervento su edifici condominiali, dove Ater è presente come condomino, normalmente in proporzione maggioritaria. Una strategia di superbonus su edifici in piena proprietà. Gli interventi che sono stati richiesti al bando, che l'ingegner Lucchetta prima ha evidenziato, del fondo complementare, e poi quelli residuali finanziati attraverso fondi regionali, POR FSR, eccetera. Sul superbonus, sui condomini misti, Ater Belluno ha dato avvio a una consultazione di mercato nel marzo dello scorso anno, che ha portato all'identificazione di un general contractor per l'effettuazione di questi interventi. Abbiamo partecipato a circa 41 assemblee condominiali proponendo questa soluzione con questo general contractor individuato. Hanno ricepito e aderito a questa iniziativa circa 30 condomini per un totale di 460 alloggi, di cui 230 Ater.
Giusto per dare un'indicazione finanziaria, stiamo parlando che il limite di spesa incentivabile dell'operazione, ovviamente è una sovrastima, potenziale sono 27 milioni di euro. La criticità di questa strategia è legata alle continue incertezze normative sul superbonus, proroga, meccanismi di cessione massimali, eccetera, eccetera. I tempi ristretti che ovviamente sono dati, che sono una finestra al 2023 e poi a scendere al 2025, e ovviamente l'attuale congiuntura del mercato. Per quanto riguarda invece i superbonus in edifici in piena proprietà, abbiamo individuato l'area nel quartiere di ERP di Levigon come maggiormente dove meritava maggiormente un intervento, in quanto sono diverse problematiche anche di sostituzione, cioè di mancato pagamento degli oneri per l'eccessivo costo energetico per il riscaldamento. Abbiamo affidato una diagnosi energetica e una progettazione preliminare delle operazioni di efficientamento energetico per l'intero compendio e adesso dovremo attivare una procedura di affidamento congiunto di progettazione definitiva esecutiva e lavori, con l'ottica di richiedere lo sconto in fattura per diminuire al minimo, azzerare l'esborso, la necessità di anticipo finanziario da parte dell'ente. Stiamo parlando di un intervento su 8 fabbricati per un totale di circa 80 alloggi con circa 4 milioni di intervento. Ovviamente criticità qui sono legate a quelle che ho detto precedentemente, in più la criticità è vedere se il mercato risponderà a una gara dove il pagamento viene richiesto tramite il meccanismo dello sconto in fattura. Per quanto riguarda il fondo complementare e quindi il progetto sicuro verde sociale di qualificazione edilizia residenziale pubblica, come diceva anche l'ingegnere Rocchetta, abbiamo partecipato come ATER e siamo utilmente in graduatoria, posizionati utilmente in graduatoria per complessivi 6 progetti, di cui che cubano completamente a un totale 6,5 milioni di euro di lavori e complessivi 8 milioni di euro in quadro economico. I 6 progetti si distinguono in 2 macro progetti di fatto. 4 progetti sono un intervento di ampliamento con riqualificazione sismica, energetica, abbattimento barriere architettoniche di una porzione del compendio del quartiere ERP in località Fiammoi e Belluno. Quindi rientrano all'interno del progetto 4 fabbricati che sviluppano 40 alloggi con la previsione di un ampliamento per ulteriori 14 alloggi. 2 progetti invece riguardano il recupero di alloggi sfitti causa eccessiva vetustà, con il recupero previsto di un totale di 16 alloggi. Le criticità del PNRR lato ente sono sicuramente quelle dei tempi molto ristretti, perché si prevede la progettazione esecutiva entro settembre 2022, l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro marzo 2023, l'avvio dei lavori a giugno 2023 e la fine dei lavori a marzo 2026. Sono tempi strettissimi per l'edilizia. E ovviamente la sempre presente congiuntura di mercato. L'intervento che andremo a realizzare è questo, sinteticamente. Vorrebbe essere un intervento pilota anche per futuri interventi di riqualificazione. Cioè, il bando dava più punteggio il progetto, il bando nazionale anche, a quegli interventi che coniugavano sia il recupero energetico che il recupero e l'efficientamento dal punto di vista sismico. Ecco che abbiamo individuato appunto un'area in un comune, nel comune di Belluno, che è in zona sismica 1, per effettuare un miglioramento di adeguamento sismico completo con sistemi FRCM o cappotto sismico e alleggerimento della copertura, e abbinato all'efficientamento energetico con l'isolamento componenti opache, sostituzione di componenti trasparenti, razionalizzazione e sostituzione di generatori di calori, l'eliminazione di barriere architettoniche e a questo punto anche l'ampliamento senza occupazione di nuovo suolo, cioè andando a sfruttare i sottotetti esistenti per anche creare nuovi alloggi senza consumo di nuovo suolo. Le soluzioni tecniche preliminarmente
valutate sono appunto quelle del cappotto sismico, perché abbiamo un grosso problema di dover intervenire su edifici occupati. Cioè il progetto verde, sicuro verde e sociale, di qualificazione residenziale pubblica era pensato per una situazione tipica di demolizione con nuova ricostruzione. Il problema è che nel patrimonio gestito non abbiamo mai questa situazione, perché non abbiamo nessun fabbricato completamente vuoto, abbiamo tutti i fabbricati occupati. Ecco che abbiamo dovuto pensare a una strategia per cercare di fare miglioramento sismico o adeguamento, efficientamento energetico su edifici occupati. E quello che abbiamo dalla nostra analisi, una modalità di intervento che presupponga la presenza degli occupanti può essere solo attraverso l'utilizzo di queste tecniche. L'altro progetto è appunto quello presentato per il PNRR, è il recupero di alloggi sfitti, circa 16 alloggi per 1,1 milioni di euro di importo lavori. Sono tutti alloggi sfitti inseriti all'interno di contesti condominiali, e per cui lavoreremo sull'efficientamento energetico dall'interno, perché non sono previsti o prevedibili nell'immediato interventi sull'involucro esterno da parte del condominio, la ristrutturazione dell'impianto termico autonomo e ovviamente i lavori di manutenzione necessari per renderli di nuovo assegnabili. Rimangono poi a complemento gli interventi legati a vecchi fondi FSC 2014-2020 che prevedono due interventi importanti, uno sempre a Levi per 16 alloggi e al Boscarizzi per 47 alloggi di efficientamento energetico, e la conclusione degli fondi ancora del DGR 2021-2013 con un finanziamento complessivo di 517.000 alloggi su un totale di 40 alloggi. Facendo un po' di riassunto, questi sono i numeri in campo per Ater Belluno. Complessivamente parliamo di cercare di attivare lavori per circa 38,5 milioni di euro, con un impatto su 480 alloggi complessivi corrispondenti a circa il 27% del patrimonio gestito. Scusatemi per essermi dilungato magari oltre i tempi, giusto un accenno sulle sfide del futuro. Ho lasciato 2 punti di domanda proprio sulla fetta, sul superbonus e l'alloggi in condominio, perché il superbonus, i 2 interventi sul superbonus che ho descritto sono molto... Non possiamo avere certezza sul fatto che riusciamo a raggiungere l'obiettivo, perché le condizioni a contorno sono estremamente limitative, soprattutto per i tempi e per la congiuntura del mercato. L'altro punto interrogativo sono su una fetta importante del patrimonio, circa il 30%, di alloggi che sono in situazioni di condominio, e dove lì Ater ha un limitato possibilità di intervento, se non attraverso recupero dall'interno degli alloggi, ma non del complessivo intervento sull'edificio condominiale. Ovviamente un tema per il futuro, oltre a questi punti di domanda, saranno sicuramente proseguire nell'efficientamento energetico e sismico del patrimonio. Ecco perché abbiamo intenzione di fare quell'intervento pilota, perché sarebbe da rilanciare in futuro per tanti altri edifici in gestione. Ovviamente sempre che Regione e Stato continuino con un finanziamento prospettico più che vada oltre i limiti degli attuali finanziamenti, che sono dopodomani, parliamo al massimo del 2026, quindi in futuro. Mancano linee di finanziamento con uno sguardo più prospettico all'attualità. C'è sicuramente la necessità di aumentare comunque la dotazione degli alloggi ERP, perché non riusciamo a soddisfare tutta la domanda che proviene dalle domande che vengono presentate nei bandi. Quindi sicuramente l'aumento degli alloggi, però sempre nell'ottica del consumo di suolo zero, il recupero di edifici e patrimonio esistente anche di proprietà di altri enti pubblici mediante accordi di programma, e l'efficientamento energetico degli edifici storici.
Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se ho preso qualche minuto in più. Grazie allora anche all'ingegnere Damian per il suo intervento. E andiamo oltre, adesso dopo appunto l'esperienza del case history dell'ATA sull'edilizia sociale, parliamo invece con l'architetto e assessore Franco Frison del Comune di Belluno in termini di politiche e strategie di rigenerazione urbana, quindi un problema che riguarda più appunto il centro città, la città, e rivedere quindi appunto una rivalutazione di quello che è il patrimonio urbanistico vero e proprio. La parola a lei, architetto. Grazie molte. Si sente? Sì, si sente benissimo. Perfetto, grazie. Cercherò di stare nei tempi che mi sono stati assegnati. Mi scuso, ma mi sono collegato in ritardo per precedenti sovrapposizione con altri impegni. Cerco di inserirmi, ho ascoltato gli ultimi interventi molto interessanti sui temi specifici proprio legati alle trasformazioni. E proprio di questo volevo fare lanciare degli brevissimi stimoli di riflessione a tutti quanti. Ovviamente un ringraziamento agli organizzatori per l'invito e ovviamente una buona serata anche a tutti coloro che sono collegati. Beh, intanto dicendo che stiamo vivendo una fase di grandissima trasformazione, è stato detto in più di un intervento, una grande trasformazione che ci sta coinvolgendo tutti, stiamo vivendo dei momenti di grande dinamismo. E se vogliamo fare una riflessione comune, forse inaspettata, se solo un paio d'anni fa avessimo pensato alla situazione attuale di grande dinamicità, forse noi stessi non ci avremmo scommesso né credute. Perché? Perché oggi ci sono le risorse, ce ne ha accennato in maniera chiara l'ingegner Lucchetta, il PNR è uno di questi elementi di grande disponibilità, ma ci sono fondi regionali, ma ci sono fondi nazionali, complementari e non, quindi grande disponibilità di risorse, cosa che, ripeto, fino a qualche anno fa non vi era con questa facilità. Ma viceversa ci sono anche una grande quantità di progetti che stanno venendo avanti. Cito una battuta che mi ha fatto sorridere pochi giorni fa, parlavo con un sindaco di un comune molto piccolo, diceva: architetto, mi scusi, ma abbiamo più progetti che abitanti in questo momento. Quindi mi ha fatto sorridere, perché vuol dire che c'è stato un cambiamento. C'è stato un cambiamento qualche anno fa, magari uscivano i bandi e non c'erano i progetti pronti per essere spesi proprio a quei tavoli. E la domanda è, in questa grande dinamicità che ci contraddistingue adesso, ma siamo proprio preparati ad affrontare queste sfide? E allora temo di no, per essere molto, molto franco, molto, molto sincero, temo di no, ma non solo come pubbliche amministrazioni, ma anche come professionisti, come imprese, perché ci siamo fatti magari cogliere un po' impreparati rispetto a questa grande accelerazione che si è avuta in questo ultimo periodo. Ma il fatto di non essere preparati può essere una scusante o un motivo per sottrarsi a queste sfide? Assolutamente no, perché sono sfide altamente interessanti, stimolanti, che mettono sul tavolo una visione del futuro. E quindi, ripeto, anche se magari non ci sentiamo preparati, dobbiamo assolutamente, usando un facile e semplice parallelo, dobbiamo essere, ahimè, al 110%, cioè le nostre forze, la nostra capacità intellettuali devono andare oltre quelle che utilizzavamo qualche anno fa, quindi dobbiamo metterci qualcosa di più. Quindi il contesto dove interveniamo, oltre a essere estremamente dinamico, è anche estremamente complesso. Complesso perché di fatto, nella natura delle cose, si è andato verso un'estrema complessità che attraversa tutti i settori. Cioè, quando parliamo di complessità, non è solo la complessità legata alla produzione normativa, oppure agli aspetti burocratici, sui quali ormai ci siamo anche stancati di dibattere, di confrontarci, perché ne parliamo ormai da lustri.
E quindi non è solo una complessità legata a quei temi, ma è trasversale, è su tutti i settori. E proprio questa complessità ci deve dare lo stimolo ulteriore proprio per operare secondo una visione, cioè dobbiamo avere una cornice entro il quale operare, non possiamo muoverci in maniera, come posso dire, schizofrenica. Non dobbiamo abbandonare assolutamente un quadro di riferimento che è una visione del futuro che vogliamo avere. Sia qualsiasi tema che noi affrontiamo, rispetto a quelli che sono stati oggetto oggi di discussione, di ragionamento, e cioè la città e il territorio all'interno del quale tutti noi operiamo, nelle sue diverse declinazioni, quindi legate alla mobilità, all'abitare, a tutti i temi che di fatto coincidono con il nostro operare. Ripeto, quando intendo nostro di professionisti, ma nostro di pubbliche amministrazioni, nostro di imprese. E per farlo, e con una certa elasticità, dobbiamo guardare un po' fuori i nostri confini, che non sono solo quelli provinciali o regionali, ma anche quelli nazionali. Dobbiamo guardare cosa viene fatto anche all'estero per affrontare alcuni temi che, ripeto, sono ormai su una scia inarrestabile. Quindi guardare per cercare di capire come operare, perché ovviamente quei modelli e quelle esperienze vanno adattate alle nostre realtà, alle realtà dove tutti noi operiamo. E basta utilizzare la nostra intelligenza, la nostra capacità, la nostra esperienza per poterle declinare a livello locale. Questa è la sfida, quindi non sottrarsi alla sfida, capire che c'è un mondo complesso, non scoraggiarsi, guardare all'esterno, perché queste sfide sono portate avanti in altre realtà, ma non possiamo pensare di affrontare le nuove sfide con modelli vecchi, con schemi vecchi, superati. Dobbiamo avere la capacità, come dicevo, di una visione, ma anche di utilizzare nuovi modelli e di sperimentare. È chiaro che la sperimentazione può comportare anche, non sempre, il risultato atteso, ma fa parte della sperimentazione. Quindi bisogna inventare dei modelli, delle sperimentazioni, proprio per essere al pari di questa complessità. E tenere insieme queste complessità, l'abbiamo detto, è estremamente, come posso dire, non voglio dire spaventoso, ma voglio dire temerario, perché tenere insieme l'abitare, il produrre, la mobilità, la sostenibilità, la sicurezza, gli accordi pubblici-privati. Pensiamo solo a cosa stiamo vivendo in queste ore, nel panorama internazionale. C'è un consiglio di guerra che si è tenuto un'ora fa, c'è un coinvolgimento a livello, come posso dire, legato alla sicurezza internazionale, che avrà delle ricadute sui temi di cui stiamo parlando, ma certamente sì, basta vedere che cosa ha determinato un'iniziativa legata alla riqualificazione energetica del patrimonio, ha determinato a cascata dei riflessi che, ripeto, anche la mente più fine non era in grado di prevedere e quindi programmare. Quindi dobbiamo anche adattarsi, essere capaci di avere una visione, di adattarla mano a mano che ovviamente le cose non restano ferme, ma continuano a essere dinamiche e a cambiare. Ciò detto, il tema che a me piace mettere sul tavolo sempre è che la cornice all'interno della quale operiamo è una politica urbana. E quando dico urbana non dico legata solo ai centri urbani, ma intendo anche ai territori che la caratterizzano. Una politica urbana, un'agenda urbana che tenga insieme tutti i soggetti con le proprie competenze, che vengano messe sul tavolo con l'umiltà di farle diventare una rete tra i diversi temi, quindi una sinergia, perché mettere insieme le diverse componenti significa amplificarle, non significa sottostimarle né mortificarle. Quindi è questa la sfida e passo a una brevissima presentazione che ci ha visti impegnati l'anno scorso con diversi soggetti, quindi lo stare insieme a un tavolo, abbiamo attivato un tavolo veramente molto proficuo e molto stimolante con l'Arter, e qui ringrazio il Presidente e il Direttore, ma tutta la struttura tecnica e ovviamente quella del Comune, che hanno lavorato a gomito per mettere a sistema le proprie competenze. Per cos'era? Era partecipare al cosiddetto bando per la qualità dell'abitare, a cui ha fatto riferimento proprio l'ingegner Lucchetta, ma anche l'Ater,
proprio per i finanziamenti che sono stati ottenuti. Il nostro progetto non ha ottenuto finanziamenti, è stato ritenuto ammissibile, quindi è rientrato in una graduatoria complessiva, ma non ha avuto il finanziamento, ma sono progetti che restano e quindi progetti che di fatto possono aiutare nella fase successiva dei grandi finanziamenti. Ho visto accendersi, non so, dovete darmi i tempi perché non vorrei sottrarre troppo tempo, o se ho ancora 5 minuti per scorrere molto velocemente le slide, datemi un cenno. Sì, va bene, ancora 5 minuti. Poi... Perfetto, il tempo di far vedere molto velocemente le slide, ecco, non so se si vedano. Sì, vediamo. Perfetto. Ecco, questi in maniera molto semplice, molto schematica, e rinvio eventualmente al sito che ha all'interno proprio tutto il dossier, sono una serie di aree all'interno delle quali ci siamo concentrati proprio con questo progetto. Ci siamo concentrati sul centro città, su alcuni immobili dismessi, sulla città moderna, chiamiamola così, Cavarzano, e su una frazione Levrigo, ritenendole di fatto spazi tutti e tre meritevoli dell'attenzione e di sviluppare questa complessità. Questa è un'area di proprietà dell'Ater che vedete in alto, sulla quale appunto è stato sviluppato un progetto proprio di edilizia residenziale. Stiamo parlando in questo caso invece della vicina, estremamente vicina all'area che abbiamo visto, Casa di Riposo, la Gaggialante, sulla quale è stato fatto un lavoro proprio di rigenerazione. Il volume che si trova a sinistra, ormai abbandonato da tempo, il cosiddetto Villa Bizio, è stata demolita per realizzare una piastra di 3 piastre polifunzionali al piano terra, per poter anche attrezzare delle adeguate strutture in vista anche di possibili eventi pandemici come quelli che abbiamo attraversato, ma anche, vedete, la villa vera e propria con quella parte colorata nella parte sommitale, creare delle residenze per persone autosufficienti. Lo spazio centrale di Cavarzano, quindi spazio intendiamo sia lo spazio aperto, ma anche lo spazio al piano terra, dove l'Ater ha sviluppato un progetto interessante di spostamento degli uffici, ma anche dei nuovi parcheggi retrostanti in quella fetta di limone che vedete alle spalle. La parte del centro città, quindi con il recupero di questo edificio che tutti noi conosciamo su Piazzale Marconi, un edificio di proprietà dell'USL, sulla quale si è fatto uno studio di fattibilità per restituirlo a usi residenziali, proprio a servizio dell'ospedale, per sopperire a quella difficoltà di residenza che il personale delle strutture sanitarie trova nel trasferirsi proprio qui a Belluno. Anche in questo caso un immobile di proprietà comunale dismesso da tempo, rigenerato proprio in termini di sicurezza e di aspetti energetici. Un altro edificio in centro, proprio nel cuore del centro e della piazza cittadina, già sede del Museo Cittadino, trasferitosi poi nel Palazzo Fulcis e chiuso da parecchio tempo, un centro legato all'accoglienza del turismo, legato a far vedere le trasformazioni urbanistiche della città. L'abbiamo voluto chiamare un urban center, quindi un palazzo storico, il cosiddetto Palazzo dei Giuristi, ma molto centrale, proprio a fianco di un immobile che l'Ater sta in maniera molto interessante ristrutturando. La piazza che tutti noi conosciamo e utilizziamo come parcheggio, forse questo parcheggio di Piazza Piloni merita un'attenzione diversa, e quello che vedete in basso a destra di fatto che cos'è? È la sua trasformazione pedonalizzazione, con la possibilità di scendere con delle rampe in 3 piani interrati, proprio per portare le macchine sottoterra, fare una dotazione non solo di parcheggio pubblico ma anche di posti auto a servizio delle residenze del centro storico, e quindi rendere pedonale e dare una continuità tra il parco e la città storica. Ecco, forse qui si vede meglio. Ovviamente stiamo parlando di studi di fattibilità. Vedete di fatto lo svilupparsi di 3 piani, ma soprattutto uno spazio che può essere dedicato al mercato in maniera continuativa. A fianco di questo, sempre nell'ambito delle sinergie, in questo caso era con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per mettere a posto quell'ala, quella manica lunga che vedete lungo via Flavio Stilio, diciamo nella foto inferiore sulla destra, che interessa un immobile cosiddetto ex sede dei Vigili del Fuoco, ma che da parecchi anni è inutilizzato come sede museale, un ampliamento della sede museale attualmente già presente nell'ala di destra. Zona sempre della parte centrale della città, una tettoia
delle ferrovie che abbiamo chiesto in comodato gratuito e che il progetto prevedeva come velopark, uno spazio per poter parcheggiare al coperto le biciclette su più piani, dove poter ricaricare le biciclette elettriche, dove poter fare anche un rimessaggio. E strettamente connesso con questo velopark la realizzazione di una pista ciclabile che vedete nella parte bassa. Questo è il fabbricato e la stazione di cui stiamo parlando, da svilupparsi completamente all'interno del sedime di RFI, quindi della stazione, con la possibilità di una passerella che colleghi proprio la grande polo del sanitario, e quindi del San Martino, con il parcheggio dall'altra parte in via Feltre, il cosiddetto ex MOI mercato ortofrutticolo, ma anche che colleghi appunto con la parte centrale della stazione, delle scuole. Pensiamo anche che oltre il polo ospedaliero si trova altri poli scolastici, e anche con l'edificio di cui abbiamo parlato prima, e quindi quello di proprietà dell'USL. Chiudo sull'Evego, anche qui ne ha già accennato l'ingegner Damian con gli interventi che sono stati finanziati fortunatamente proprio a vantaggio dell'ATER di miglioramento dell'efficientamento energetico. In questo caso si trattava di densificazione, di realizzare in quei 2 lotti di proprietà dell'ATER degli edifici nuovi, di realizzare in quest'area di proprietà del comune un'area pubblica, di verde pubblico, ma dotata anche di altre attrezzature a servizio della comunità. Oggi quella frazione ne è totalmente sprovvista, e anche la dotazione di infrastrutture, quindi il miglioramento di che cosa? Della dotazione in questo caso dell'acquedotto, e anche dello smaltimento dei reflui. Quindi, sempre per parlare di complessità, anche in questo caso c'era stato il coinvolgimento del BIM Infrastrutture e il BIM GSP. Chiudo con questa bella immagine, almeno ritengo tale, quindi per collegare la frazione non solo con le infrastrutture che abbiamo visto tecnologiche, ma anche con quelle della sostenibilità, la prosecuzione della pista ciclabile dall'attuale sede che tutti noi conosciamo lungo la SP1 e che si interrompe a metà della frazione, quindi portare la pista fino alla frazione, ma allo stesso tempo collegarla con Borgo Piave con una struttura ardita e questa passerella ciclopedonale che vuole di fatto legare una parte della città proprio al centro storico, e in particolare quello più simbolico di Borgo Piave, che era uno dei nuclei più antichi della città. Grazie e vi ringrazio dell'attenzione. Bene, grazie all'architetto assessore Franco Frison, e disattiviamo un attimino lo schermo. Torniamo la vista griglia per... ecco, si è connesso, ci siamo, anzi l'ho anche reso coorganizzatore, credo, per passare adesso all'ultima parte, ecco, l'ultima sezione di questo incontro. Era doveroso parlare anche perché era uno dei temi per il quale anche la stessa Commissione europea ha riconosciuto, una delle ragioni per cui ha riconosciuto questo appunto evento, questi 2 giorni di ricostruire virtual a Longarone Fiere come appunto EU Industry Weeks, all'interno delle Industry Weeks come EU Industry Days, proprio di come è cambiata la filiera, che cosa ha comportato nell'industria anche del legno, nel settore del legno, nella filiera del legno, che è fondamentale in un territorio di montagna come il nostro, anche o cosa comporta nelle nuove strategie di gestione di questo appunto settore, questa filiera della montagna, legata molto alla montagna, che è quella dell'ambito forestale, del settore forestale, della filiera del legno. Abbiamo quindi adesso il prossimo intervento. Abbiamo qui con noi appunto Giustino Mezzalira come direttore della sezione ricerca e gestione agroforestale di Veneto Agricoltura, e sicuramente è uno dei massimi esperti del mondo forestale, di tutta la filiera, ma anche dell'innovazione, della ricerca di ciò e anche anticipatore di quelle che possono essere gli sviluppi, le linee di sviluppo future per un futuro vero del mondo forestale e della filiera del legno. Grande esperienza, la conosciamo benissimo perché nel nostro appunto comitato tecnico-scientifico di Fiera Festa delle Foreste, presidente prima, l'ultimo anno ecco, si è tirato un po' fuori perché mi ha lasciato avanti il professor Cavalli, ma era sempre all'interno ed è uno dei grandi animatori e che ha grande a cuore il futuro delle nostre foreste e del nostro territorio a cui esso è legato.
La parola al Giustino Mezzalira. Grazie Franz, buonasera a tutti. Io porterò, come nello stile di questa sera, così un brevissimo intervento personale, però ho il privilegio di farlo partendo da quello che diceva Franz. Fiere Festival quest'anno sono stati in Cansiglio a metà di settembre come Veneto Agricoltura. Io lavoro per Veneto Agricoltura, agenzia regionale per il settore primario. Come Veneto Agricoltura durante Fiere Festival abbiamo organizzato il primo tavolo della filiera foresta-legno della Regione Veneto. Abbiamo avuto al tavolo tutti i principali attori, gli stakeholder della filiera, partendo dai proprietari giù fino alle ditte boschive, le segherie, fino alle lavorazioni industriali, e il tavolo ci è servito veramente a mettere a fuoco cosa sta succedendo nel Veneto, soprattutto dopo il disastro della tempesta Vaia. E sono uscite tantissime cose. Io adesso in questi pochi minuti che ho a disposizione metterò l'accento solo su quelle proposte o quelle testimonianze che riguardano le strategie industriali come da tema dell'incontro di questa sera. Ecco. Allora, è emerso con grandissima forza che sostanzialmente il Veneto è una regione che ha un grande potenziale forestale, ha un grande patrimonio. Pensiamo alla provincia di Belluno con le sue spettacolari foreste di conifere, le sue faggete, eccetera, eccetera. Sappiamo che Vaia ha inferto un duro colpo a questo patrimonio, ma comunque non esageriamo, insomma, è stato toccato un qualche % del nostro patrimonio. Diciamo che però la tempesta è stato, ormai l'abbiamo imparato a chiamare tutti, una specie di stress test, cioè ci ha fatto vedere se la filiera che parte dalle foreste e arriva alle nostre segherie, arriva alle nostre imprese del legno, era pronta a affrontare una fase di grande turbolenza che è iniziata con Vaia, sta continuando con il bostrico, ma purtroppo, mettiamocelo chiaramente in testa, non si fermerà qui. Siamo in una fase di cambiamento climatico, le foreste sono sotto stress e quindi è richiesta una visione veramente come non mai strategica, cioè un pensiero che sia ampio e lungo nel tempo. Io sono un forestale, noi forestali siamo abituati a pensare in questo modo, forse lo è meno il mondo industriale. Ho bisogno del legno, alzo la cornetta del telefono, trovo dove costa meno, me lo compro. Ecco, noi ci siamo accorti che purtroppo la nostra filiera è una filiera monca. Cioè, a monte abbiamo un patrimonio importante, anche di legno di grande qualità, a valle abbiamo un tessuto di imprese molto molto dinamico, in mezzo purtroppo ci mancano alcuni tasselli fondamentali. Ecco, quindi la prima cosa che è uscita da questo tavolo di filiera è che come veneti dobbiamo assolutamente darci come strategia, e questo ovviamente parliamo prima di tutto a livello regionale, quello della governance regionale, la ricostruzione del livello intermedio. Cos'è il livello intermedio? Fondamentalmente sono le segherie. Noi 50-60 anni fa eravamo come l'Austria, tante piccole segherie di valle, pensate alla Val Belluna, le varie vallate dolomitiche, oggi praticamente non abbiamo più niente. Gran parte del legname di Vaia messo a terra dalla tempesta non è stato trasformato nel Veneto, quindi non ha creato valore aggiunto, non ha creato lavoro, non ha creato identità, è andato via come una materia brutta, una commodity. Qualcuno ha definito questa un'economia coloniale delle materie prime, senza nulla di quello che invece, per esempio, nell'agroalimentare ormai sappiamo essere l'Italian Sound, la nostra identità. Ecco, quindi, però è inutile fare azioni di marketing, eccetera, se prima non riusciamo a ricreare la nostra capacità industriale. Quindi, grande strategia, la ricostruzione del tessuto delle segherie con due tipologie. Le grandi segherie di sistema, quelle che per capirci, basta guardare l'Austria, lavorano migliaia di metri cubi al giorno di tondo di conifera, e poi invece le piccole segherie sartoriali da preservare come un patrimonio identitario che magari fanno poi dei prodotti su misura, customizzati. Ecco. Però dobbiamo investire molto su questo aspetto. Il secondo aspetto industriale su cui dobbiamo essere molto attenti è la valorizzazione di quella grande quantità di legname che comunque viene dai boschi, ma che non avrà mai una destinazione industriale nobile, ed è quella che chiamiamo, con un termine che a noi forestali non piace molto, biomassa. La destinazione è nobilissima, è quella dell'uso energetico, meglio se questo è un uso energetico termico,
meglio se questo uso energetico resta sul posto. E qual è quindi la parolina chiave? Rete di teleriscaldamento. Il modello Bolzanino, Trentino, appena vai in Austria, migliaia di reti di teleriscaldamento. Allora, se qualcuno oggi è preoccupato di cosa succede al riscaldamento essendo collegato a un gasdotto che parte dalla Russia, beh, tra questi non ci sono preoccupati, lo saranno per le cose terribili che stanno succedendo, ma non lo sono per il loro approvvigionamento energetico coloro che sono collegati a reti di teleriscaldamento a biomasse. Perché quella è la nostra energia delle nostre valli e più la usi, meglio manutenzioni il territorio. Usi sottoprodotti, usi cascami in una logica di circolarità. Alla fine dai valore anche al legno tondo e quindi aiuti anche la segheria. E non a caso si parla di combinat che mettono insieme la segheria e la rete di teleriscaldamento che usa i suoi sottoprodotti oltre ai sottoprodotti forestali. Ecco, quindi per queste due componenti fondamentali ci deve essere un grande dialogo, purtroppo sono due assenti dalla montagna veneta. L'unica rete di teleriscaldamento degna di questo nome è quella di Asiago che si sta espandendo, ma nient'altro c'è. Ecco. Poi quello che è emerso sempre dal nostro tavolo è che ci vuole un mercato strutturato dei prodotti legnosi. Noi siamo una serie di isole. In questo momento non dialoghiamo tra i vari pezzi del comparto, invece dobbiamo ragionare con quella stessa logica di filiera che ci ha fatto diventare grandi in molti comparti dell'agroalimentare. Non è che una stalla di vacche da latte della Val Belluna o della mia pianura vicentina va da sola e non dialoga con il caseificio e non dialoga poi con la grande distribuzione per piazzare il grana padano o l'Asiago. Invece nel campo del legno questa integrazione verticale manca completamente. E qui fra l'altro il posizionamento diventa veramente strategico in un periodo di competizione globale, perché noi l'abbiamo pagato carissimo nel 2021 quando siamo ripartiti e ci siamo accorti che oltre a non valorizzare il nostro legno, quello di Vaia, che nel frattempo se n'era anche andato, quando avevamo bisogno noi di travi lamellari, di pannelli XLAM, di semilavorati più o meno avanzati, non li avevamo. Le segherie austriache, i loro combinati industriali non ce li davano perché non eravamo noi al primo posto delle loro strategie di vendita, eccetera. Quindi anche questo è un altro aspetto importantissimo. Parliamo tanto di edilizia in legno, di rigenerazione urbana usando materiali sostenibili. Abbiamo il nostro legno, non lo valorizziamo e quando abbiamo bisogno del legno non lo troviamo a prezzi che ci fanno andare completamente fuori di testa. E da ultimo, avevo qualche minuto, un messaggio molto forte è stato quello, attenzione, l'industria del legno è un'industria tipica delle nostre aree montane, deve restare in montagna. Ecco, quindi deve essere una provincia come Belluno che ha una sua marcata specificità, deve avere veramente una politica industriale provinciale per dire cosa faccio per tenermi qui nelle mie vallate i mobilifici, le industrie artigiane che danno il valore finale, il valore aggiunto aggregato al nostro legname. Ecco. E quindi qui purtroppo va sottolineato invece che se c'è un territorio che ha perso molta imprenditorialità è proprio quello montano e quindi il messaggio che mi pare perfetto anche con il tema di ricostruire, ma poi di Agrimont e di tutto quello che anche la Fiera di Longarone sta facendo, è dobbiamo avere ben chiaro che dobbiamo tenere sul territorio non solo le segherie, non solo dobbiamo sviluppare le reti di teleriscaldamento come attività complementare, ma dobbiamo tenere anche le seconde lavorazioni che potranno poi uscire proprio con il marchio del prodotto di montagna. Spero di aver, in questi pochi minuti che mi sono stati dati, ne ho consumati 9, detto qualcosa che può avere interessato a chi ci sta seguendo. Ovviamente sono tutti temi che avrebbero bisogno di molto più approfondimento. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Giustino. Credo che sia un tema assolutamente importante e fondamentale per il nostro territorio montano, per tutto il territorio montano italiano comunque, non solo Veneto. Credo i temi che si riscontrano qui sono temi comunque che sono poi anche ripercorribili anche in tutto il resto della montagna veneta, fondamentalmente italiana, sicuramente l'arco alpino, ma non solo. Ed è un tema fondamentale. Tu facevi esempi appunto di Trento, Bolzano, che sono comunque una nicchia all'interno di quello che è l'arco alpino in termini di gestione, per un'autonomia ovviamente specifica che valorizza espressivamente la parte montana, come l'Austria. Ecco, non abbiamo altre grandi espressioni purtroppo di questo tipo in Italia.
Ecco, noi ci diamo però comunque appuntamento anche, si parlerà un qualcosa di temi forestali anche ad Agrimont sicuramente, e quindi speriamo di averti ancora con noi ovviamente lì, anche per parlare poi ad Agrimont di lanciare quello che sarà il progetto di Fiere Festival delle Foreste, ovviamente 2022, sul quale ci stiamo già, e il Presidente è già all'opera assieme anche ad altri appunto protagonisti come te, credo. E questo per noi è assolutamente una prerogativa, perché è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio montano, a cui la fiera è al servizio, ovviamente. Parliamo di legno, parliamo anche perché in Veneto c'è anche una rete innovativa regionale, che è Foresta Oro Veneto, e abbiamo con noi Enrico Cancino, che è il project manager appunto che opera, in particolar modo ci parlerà, credo, del progetto Corewood, se non ho capito male, che è un progetto che ha portato a conclusione per un lungo percorso e che abbiamo presentato anche a Foreste in Consiglio, ma anche in altre occasioni, di ricostruire, proprio perché è veramente una grande espressione di quello che può essere la materia legno in un'edilizia sostenibile, e quindi un elemento veramente importante per un futuro dell'edilizia sostenibile, che è il tema centrale di questo evento sotto l'egida della Commissione europea. A lei la parola, dottor Cancino. Sì, buonasera a tutti. Vi ringrazio per questo invito, ringrazio molto perché è un'opportunità veramente preziosa. Se fosse possibile vorrei condividere una breve presentazione che mi consente di seguire una linea logica e soprattutto tenere anche i tempi molto serrati. Ecco, spero che in questo momento la possiate vedere. Sì. Molto bene. Allora, in questa iniziativa, come vedete, che è stata cofinanziata nell'ambito del POR-FESDRE, in relazione a il sostegno a finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, fondamentalmente abbiamo cercato di fare alcune cose, cioè non di sviluppare politiche o strategie che evidentemente non erano nei nostri compiti e nelle nostre competenze, quanto provare a mettere a terra, adesso si usa dire così, cioè quindi applicare alcune delle ipotesi di lavoro, no, che derivano da queste analisi, diciamo, strategiche della filiera a casi concreti, cioè portando delle ipotesi, diciamo, di soluzioni di determinate criticità che la filiera del legno ha in diversi punti, diciamo, di questa lunga filiera, quindi provare con le imprese, direttamente con le imprese, a fare alcune cose, a fare degli investimenti e vedere realmente in campo e con gli addetti ai lavori quanto poi queste ipotesi, quindi queste strategie, queste, diciamo, soluzioni, diciamo, teoriche, nella pratica possono essere efficaci, quanto efficaci e quali problemi, no, possono incontrare, perché alla fine della fiera bisogna immaginare che ci sono degli operatori, cioè degli addetti ai lavori, che possono essere tra di loro organizzati o non organizzati e soprattutto sostenuti da anche enti locali, pubblici, eccetera, con i quali condividono determinate politiche. Bene, bisogna capire se tutti questi attori che governano evidentemente un territorio poi sono pronti, capaci e in grado evidentemente di sostenere quelle sollecitazioni che arrivano da analisi strategiche e relativamente alla competitività di un settore così fondamentale quale il legno. Quindi con questa premessa e quindi con questa, diciamo, ipotesi generale di riposizionare attraverso questi casi, questo studio di casi, queste sperimentazioni, appunto attraverso questi casi, questi studi, ci siamo posti il problema di fare alcune cose e vedere come queste cose potevano essere fatte. Quindi abbiamo lavorato sostanzialmente sui tre anelli principali della filiera, quindi la gestione forestale e raccolta del legno, che diciamo è oggettivamente, come ci ha descritto il dottor Mezzalira, un asset, io credo il vero asset, diciamo, di tutta la filiera.
E quindi poi abbiamo lavorato sulle imprese di prima trasformazione e quindi con imprese di seconda trasformazione, ognuna accompagnata da un organismo di ricerca. Abbiamo lavorato con diciamo 2 atenei veneti, Verona e Padova, proprio per farci anche nello sviluppo, diciamo, di sperimentazione. Quindi imprese più organismi di ricerca a braccetto hanno collaborato per provare a fare delle cose. Queste cose sostanzialmente sono state 3 e hanno riguardato sostanzialmente un aggiornamento della base dati che riguarda la filiera del legno del Veneto. Ci sono tantissimi studi che si replicano e vedo che che replicano anche con una certa costanza. Anche noi avevamo bisogno di alcune informazioni un po' più dettagliate che tra l'altro abbiamo anche approfittato nel raccoglierle proprio in occasione delle manifestazioni fieristiche di Longarone Fiere, no? Noi abbiamo approfittato di tutte le vostre manifestazioni per essere, ecco, quando dico noi Consorzio Legno Veneto, che sono sostanzialmente i promotori di questa rete innovativa regionale, in primis di questo progetto, con molti soci che sono proprio i consorziati, ma non solo. Ecco, abbiamo con i nostri stand partecipato a queste fiere, raccolto tutta una serie di informazioni anche direttamente in quelle sedi e con gli addetti ai lavori. Questo ci ha permesso, diciamo, di mappare ancora una volta, se non altro, riaggiornare i dati della filiera. Tra l'altro noi abbiamo anche attraversato proprio il pre e il post vaia, quindi abbiamo visto questi dati come sono variati, con che intensità, con che frequenza, diciamo solo i prezzi, ma piuttosto che la capacità di approvvigionamento, le tipologie di assortimento ottenibili, insomma tanti parametri che noi abbiamo misurato pre e post vaia, grazie appunto a alcune imprese, una per tutte l'Etiform, la stessa Università di Verona, che hanno fatto questo tipo di lavoro, il centro consorzi di Belluno, che materialmente ha raccolto, diciamo, le informazioni. Quindi un secondo invece intervento importante, investimento, ha riguardato invece i processi di prima trasformazione. Abbiamo visto quali tecnologie potevano essere di interesse per queste imprese al fine di migliorare sostanzialmente la qualità delle produzioni. Quindi abbiamo misurato sul campo, sulla base di scelte tecnologiche che gli stessi imprenditori hanno manifestato attraverso delle analisi, degli studi delle loro esigenze, e quindi abbiamo lavorato sulla segheria per sperimentare un impianto bimodale, diciamo, che è un forno di essiccazione che ci permette anche di lavorare sui processi phytochemici, quindi quelli sulla sanificazione, quindi contestualmente testare le modalità e l'ottimizzazione sostanzialmente di questi processi che sembrano così banali, no? In teoria, in realtà poi nel concreto si scopre che anche qui le conoscenze non sono così diffuse come apparentemente sembra, così come sviluppare dei prototipi, diciamo, di essiccatoi magari prevalentemente sostenuti e quindi alimentati da energie rinnovabili. Sappiamo questo processo energivoro, c'è stata un'azienda che ha sviluppato un prototipo che è prevalentemente alimentato con, è molto efficiente da un punto di vista energetico, quindi accumulatori, pompe di calore, accumulatori per calore e refrigerazione, pannelli fotovoltaici. Siamo arrivati addirittura a fare un ciclo pilota di azione utilizzando 70% di energia da fotovoltaico, quindi vi potete immaginare, piuttosto che andare a lavorare su tecnologie di rilevazione della difesività del legno, quindi con di diversa tipologia, ottici, infrarossi e quant'altro, sono stati integrati in processi produttivi di imprese, e una XLAM, l'altra che fa fingergiorni, pannelli e semilavorati. Abbiamo visto come queste tecnologie materialmente possono essere introdotte, levitrici di altissima, con altissime prestazioni, come queste tecnologie vengono implementate, integrate in azienda, e come l'azienda riesce a valorizzare appunto queste tecnologie in che cosa? In un prodotto, in lavorazioni che
poi il mercato dovrebbe apprezzare per avere elevata evidentemente la qualità. E infine non potevamo mancare come ultima parte della filiera tutto quello che riguarda il legno d'opera, che fondamentalmente riguarda ambienti e comfort in ambienti costruiti prevalentemente in legno, piuttosto che la realizzazione di edifici temporanei, modulari, e quindi edifici in legno, evidentemente, che possono essere polifunzionali, edifici proprio polifunzionali che addirittura nelle dimensioni possono variare in funzione delle varie diciamo esigenze ed uso e funzionalità, piuttosto che interventi di riqualificazione di edifici esistenti, magari in muratura, caso dell'altopiano di Asiago, dove la struttura è stata rinforzata da un endoscheletro fatto in XLAM, quindi legno strutturale, che dà, diciamo, una nuova soluzione di intervento, no? In un mercato dove magari normalmente si pensa di rinforzare e rendere, migliorare la sismoresistenza degli edifici solo ed esclusivamente facendo le opere, diciamo, in cemento armato. Quindi potete immaginare l'ampiezza dell'intervento, sono tutti poi prototipi che realmente sono stati fatti, quindi con, in questo caso, diciamo, quindi con la, dicevo, la collaborazione, diciamo, dell'università. Ecco, qui vedete altre immagini, diciamo, dei prototipi di impianti di essiccazione e sanificazione sviluppati. Abbiamo lavorato anche sulla valorizzazione degli scarti di legni quali fibre che sono andate a migliorare matrici composite e utilizzabili appunto sempre in ambito, diciamo, strutturale, e piuttosto, diciamo, che, come vi ho detto, le tecnologie di ottimizzazione nella lavorazione del legno e nell'identificazione della difettosità dello stesso. Ecco, questi altri, i prototipi che sono stati, queste sono fasi di lavorazione, adesso hanno un'ulteriore fase di sviluppo, come vedete in basso a destra, ambienti proprio studiati appositamente con materiali prevalentemente in legno che ne aumentano, diciamo, il comfort. Questo comfort è stato misurato con indagini, con persone fisiche che sono state sostanzialmente coinvolte, e quindi le soluzioni di ristrutturazione con endoscheletri per migliorare la sismoresistenza degli edifici, ovviamente edifici temporanei, e addirittura ci siamo anche avventurati a sviluppare qualche prototipo di arredo multifunzionale che può essere integrato, diciamo, in questi ambienti. Quindi tante cose con tante aziende. Noi abbiamo provato a farlo con questo progetto, ci siamo portati a casa tante informazioni relativamente alla fattibilità, alla consistenza delle imprese e delle filiere, proprio per capire se le cose che teoricamente vengono dette poi realmente possono essere fatte. E qui chiudo, diciamo, la parentesi, perché ne dovremmo aprire un'altra proprio sulla fattibilità evidentemente di soluzioni che a livello teorico funzionano molto bene, ma poi nella pratica purtroppo si scontrano con altre problematiche. Evidenzio solo con piacere che i risultati di questa iniziativa, senza che noi lo chiedessimo, sono stati anche pubblicati su una rivista addirittura nazionale, che è Sherwood, dove è dedicato addirittura un dossier sui risultati del progetto, che ovviamente sono risultati che in alcuni casi di importante successo, in altri casi di minor successo. La cosa interessante è che ci siamo portati a casa un'esperienza che, ecco, se fosse replicata potrebbe sicuramente generare, diciamo, un maggior successo sulla scorta appunto dei risultati raggiunti. Ecco, penso di aver detto tutto. Bene. Grazie anche al dottor Cancino allora per questo intervento. E Corwood effettivamente ci ha accompagnato in veramente moltissime fiere negli ultimi anni, e quindi è stato veramente un camminare insieme
importante, ecco perché cosa significa fare progettazione, sviluppare determinati progetti, fare innovazione da un lato, e il servizio che la fiera può dare a questa innovazione sul territorio. Io purtroppo devo dirvi che non c'è, perché ho avuto contrattempo, l'intervento di Human Company con il dottor Iolo, e quindi diciamo che abbiamo chiuso qui questo convegno. Darei la parola per una chiusura finale e poi i saluti al presidente di Longarone Fiere Dolomiti, il dottor Gianangelo Bellati. Ma io ringrazio veramente tutti della partecipazione, dell'impegno e anche dei veramente interessanti interventi che ci sono stati. Appunto sono convinto che possiamo fare degli ulteriori passi in avanti grazie anche a questo scambio di idee e di opinioni, in modo da mettere insieme priorità da parte di tutti. Mi pare anche che siamo andati incontro all'esigenza di uno scambio di valutazioni fra il mondo privato e il mondo pubblico, e quindi ancora una volta vi ringrazio tutti. Domani c'è una prosecuzione con molte imprese. Mi è dispiaciuto per la Human Company che non ce l'ha fatta, ma hanno avuto all'improvviso un'urgenza in uno delle loro strutture turistiche ecocompatibili, diciamo, e quindi insomma ringrazio tutti e alla prossima fiera, spero però in presenza. Un caro saluto a tutti. Grazie, e allora grazie veramente a tutti e arrivederci domani con gli altri appuntamenti in programma importantissimi.